Nuovo appuntamento di penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Bentrovati telespettatori di Gold 78 HD, canale 78 del digitale terrestre. L'appuntamento con il calcio dilettantistico ogni martedì sera a partire dalle 21, con la replica anche il mercoledì dopo le 23. Sottolineiamo anche la presenza di penalty ore 13 nello spazio televisivo di Telerent 7 Gold, canale 17, ogni mercoledì ed ogni giovedì. Puntata oggi molto importante perché abbiamo due ospiti super vincenti. Abbiamo con noi il Canicattì che ha stravinto una straordinaria stagione, e qui con noi il vicepresidente Fausto Giacchetto. Buonasera vicepresidente. Buonasera direttore, grazie per l'invito. Promessa mantenuta, eccolo qui a penalty. Pilota ufficiale di questa straordinaria stagione dal punto di vista tecnico è stato senz'altro mister Lillo Bonfatto, che ritrovo qui felice e sorridente e anche un po' rilassato. Sì, buonasera, grazie per l'invito. Allora, parto subito con te, poi parlerò anche con il vicepresidente e quindi parlerò con la dirigenza. Dal punto di vista emozionale voglio sentire subito le tue sensazioni. Allora, intanto è un'emozione unica, perché vincere è bello, però farlo per il tuo paese è qualcosa di straordinario. Quindi sono felice insieme al mio staff di aver raggiunto questo traguardo insieme a questi splendidi ragazzi. Non ci hai dormito domenica sera? Non ho dormito per la contentezza. L'adrenalina ancora era forte. Perché siamo veramente contenti, perché abbiamo fatto un percorso importante, quindi veramente siamo felici e speriamo di continuare questo percorso di queste partite che mancano nel miglior modo possibile. Tra l'altro un girone super impegnativo, quello appunto A di eccellenza, perché all'interno, lo diciamo da sempre, ci sono squadre di grande valore tecnico. Sì, questo campionato ha un valore in più perché è un campionato difficile, complicato, c'erano tantissime squadre forti con organici veramente buoni. 5-6 squadre attrezzate per vincere, però noi siamo stati bravi, siamo stati più forti perché i numeri parlano chiaro. Certo, sono dalla vostra assolutamente. I numeri mi dicono che fanno parte del calcio, quindi certo, i numeri sono fondamentali per il calcio. Secondo me siamo stati la squadra che ad oggi è quella che è stata più costante, dall'inizio fino ad oggi. Una continuità, vicepresidente, che è stata trasmessa anche dalla dirigenza, no? La continuità di una presenza, di una determinazione e di una voglia matta di abbracciare questa Serie D. Sì, era un sogno che ci portavamo ormai da tanto tempo, quindi da almeno 4 anni dopo averlo sfiorato più volte. Quest'anno ad un certo punto, dopo un inizio diciamo buono, man mano strada facendo abbiamo raggiunto la consapevolezza che potesse essere l'anno buono, abbiamo dato quella sicurezza all'ambiente, ai calciatori, allo staff di lavorare in tranquillità e serenità, e loro l'hanno colta nel migliore dei modi, cominciando a inanellare una serie di risultati utili consecutivi che ci hanno portato poi nella partita con il Misilmeri, secondo me, a consolidare quello che è stato il primato e quindi da lì in poi indirizzare il campionato verso un obiettivo che da un sogno oggi possiamo dire diventa realtà. Il presidente Licata ancora una volta vincente, prima con il titolo dalla promozione all'eccellenza, adesso dall'eccellenza alla Serie D, probabilmente credo che sia un altro inizio per nuovi successi. Per quanto riguarda noi come dirigente, noi siamo molto contenti che si possa dare merito all'impegno del presidente per tutto quello che ha fatto in questi anni e i sacrifici che sia lui sia tutto i soci dell'SD Canicattì fanno giornalmente e quotidianamente per organizzare e far svolgere un'attività sportiva che non è così semplice come sembra dal di fuori. Assolutamente, devo dire che ci sono impegni veramente significativi e secondo me questo è il coronamento di un obiettivo, è il risultato che
ripaga delle fatiche che sono state fatte fino ad oggi. È vero, è vero. Il sogno è diventato realtà e lo abbiamo immortalato in questo servizio. E finisce qui allo stadio Saraceno di Lavanusa. Canicattì batte Unitas Sciacca 4-1 e con questa vittoria il Canicattì ottiene 3 punti che gli danno la matematica certezza del salto di categoria. Da questa sera i biancorossi del presidente Angelo Licata e di mister Lino Bonfatto approdano in Serie D. Un grande orgoglio e un grande piacere. Comunque mi voglio complimentare con i ragazzi, una squadra eccezionale non solo nei meriti sportivi ma come uomini e quindi come gruppo. Il mister, lo staff tecnico, la dirigenza e questo pubblico meraviglioso. Un presidente, c'è solo un presidente, un presidente, c'è solo un presidente, un presidente, c'è solo un presidente. È stato, come dire, difficile, impegnativo, sono stati anni complicati ulteriormente dal Covid, ma ce l'abbiamo fatta, adesso ci godiamo il momento. Oggi abbiamo coronato il nostro sogno, quello che ci eravamo prefissati dal primo giorno. Devo fare un ringraziamento a questi splendidi giocatori che ogni giorno hanno lottato per conquistarla e non era per niente facile in questo girone, ma la cosa che devo fare è veramente essere felice perché questi giocatori dal primo giorno si sono cuciti addosso la maglia del Canicattì e questo per me di Canicattì, ora sto parlando non di tecnico ma di tifoso della squadra, è un qualcosa di orgoglioso. Quindi poi bisogna fare i ringraziamenti alla società che fino ad oggi non ci ha fatto mancare niente, ci ha sempre coccolati, ci ha fatto stare veramente bene e quindi poi faccio veramente un altro ringraziamento ai magnifici tifosi che fino a quando hanno avuto la possibilità sono stati con noi con tantissime difficoltà e spero che questa amministrazione possa realizzare qualcosa per Canicattì, non per il Canicattì Calcio, per Canicattì, perché Canicattì lo merita, è arrivato il momento di dare un segnale perché lo merita la società, lo merita il popolo di Canicattì, lo meritano i tifosi, perché io considero una cosa, i giocatori, gli allenatori possono anche non esserci, però il Canicattì ci sarà sempre, quindi il Canicattì deve avere uno stadio proprio per poter giocare nel proprio terreno di gioco. Finalmente è arrivata la Serie D, la tanto agognata Serie D. Oggi possiamo dire che il sogno si è avverato e quindi la felicità è tanta, la contenta è tanta. Ancora quasi non abbiamo realizzato l'immenso percorso che abbiamo fatto quest'anno, il campionato da protagonista e che secondo me è un sacrosanto risultato, una conferma di quello che è stato il campionato per il Canicattì. Devo dire che veramente sono molto felice, molto contento e ringrazio tutti i ragazzi, il mister, lo staff tecnico e tutti i dirigenti che hanno contribuito affinché questo risultato si potesse portare a termine. Lo spettacolo di oggi è stato indescrivibile, spero che ci sia anche un futuro e quindi che si possa continuare a gioire in questi campi con l'entusiasmo di oggi. È una grande soddisfazione anche per tutta la comunità canacattanese, ma un ringraziamento particolare va alla dirigenza, anche perché dico con varie difficoltà sono riuscite veramente un'impresa eccezionale, quello di portare il Canicattì nel calcio che conta, cioè nella Lega Nazionale Dilettanti, cioè significa che le squadre che verranno anche quelle dalla Campania in giù, cioè dimostra il fatto che Canicattì incomincia di nuovo a contare grazie ai dirigenti, ma in modo particolare va un ringraziamento anche averci dato la possibilità di ospitarci al sindaco di Ravanusa per quello che ha fatto anche per mettere a disposizione il campo di Ravanusa, dove effettivamente dico con la sinergia che si possono trovare si trovano sicuramente queste cose molto positive.
Allora, lo stadio, così come già detto in campagna elettorale, lo stadio si farà anche perché è un impegno dell'amministrazione comunale, anche perché dico già abbiamo anche dei finanziamenti che già il Ministero, da parte del Ministero degli Interni, abbiamo avuto già in questi giorni una bella notizia, che è quello di 700.000 euro di finanziamento sport e periferie. Ciò dimostra che l'impegno e anche quello detto in campagna elettorale verrà concretizzato, anche perché oggi non possiamo fare a meno di avere un campo di calcio a Canicattì, anche perché alla luce che abbiamo vinto il campionato e siamo in Serie D, in un campionato che conta. Sì, grande risultato per tutta Canicattì Sportiva. Ce lo siamo meritati, l'abbiamo voluto, l'ha voluto la società e l'ho voluto pure io da tanto, quindi ce lo godiamo fino alla fine. Il gruppo ha fatto la differenza. Siamo partiti in sordina e poi abbiamo dimostrato di essere grandi. È stata dura sin dall'inizio, però dopo Misilmera abbiamo capito che eravamo i più forti. Grazie a Giuseppe Barbara per questo servizio riguardante questo straordinario sogno del Canicattì, che dopo ben 28 anni finalmente riabbraccia il calcio che conta, ritorna in Serie D. Adesso voltiamo pagina, anche se chiaramente ritorneremo a parlare chiaramente della straordinaria cavalcata del Canicattì. È il momento di parlare di Serie D. Si è giocata la 12ª giornata, guardiamo subito il tabellino dei risultati. Cavese 1919 Gelbison 0-0, rinviata Città di Aciriale Licata, pareggio tra Città di Sant'Agata e San Luca 2-2, vittoria del Cittanova 3-1 contro il Biancavilla, pareggio tra Trapani e Castrovillari 2-2, Paternò Portici 1906 1-1, Rende Calcio Giarre 1946 0-0, rinviata San Cataldese Troina e Real Aversa FC Lamezia Terme. In classifica scontro al vertice tra Gelbison e Cavese, nulla di fatto, classifica della zona alta abbastanza immutata. La guardiamo insieme. In testa la Gelbison con 65 punti, Cavese 60, 58 FC Lamezia Terme, 54 Città di Aciriale, con 46 il Città di Sant'Agata, 45 Paternò e Cittanova, 38 punti per il Santa Maria Cilento, 37 il Portici 1906, 36 per il Real Aversa 1925, 35 punti Trapani e San Luca, 34 Licata, 29 San Cataldese, 25 punti il Giarre, con 24 Rende Calcio e Castrovillari, 16 punti con 6 punti di penalizzazione per il Troina, chiude la classifica il Biancavilla con 14 punti. Si ritorna in campo domenica prossima, domenica 10 aprile, guardiamo subito il tabellino degli incontri: Biancavilla San Cataldese, Castrovillari Santa Maria Cilento, FC Lamezia Terme Città di Sant'Agata, Gelbison Cittanova, Giarre Troina, Licata Rende Calcio, Portici 1906 Città di Aciriale, Real Aversa 1925 Cavese 1919 ed infine San Luca Trapani. E partiamo subito dal big match che si è giocato a Cava dei Tirreni, un big match certamente importante soprattutto per la Cavese, un po' meno per la Gelbison, che poteva certamente giocare con più risultati. Il commento tecnico lo affidiamo subito a Lillo, una Cavese che forse dopo la battuta di arresto di 7 giorni fa era attesa ad una prova da superare assolutamente. La vittoria era essenziale, questo pareggio pregiudica forse un possibile aggancio alla Gelbison. Sì, adesso forse è un po' più difficile, anche se la Cavese, devo essere sincero, è una grandissima squadra, forse è quella che ha l'organico più importante. Però la Gelbison sta dimostrando che merita questa classifica, perché dall'inizio del campionato che è prima in classifica, quindi un peccato, perché era uno scontro da vincere se si vuole puntare al primo posto. La continuità diventa fondamentale, vicepresidente Giacchetto. Io penso che a questo punto la continuità della Gelbison prima o poi raccoglierà i frutti e il campionato è alla sua portata ormai. Sì, la continuità sta dando i suoi frutti, vede la Gelbison, devo dire meritatamente, comandare la classifica anche al cospetto di squadre molto quotate come Cavese, ma non scordiamoci della Lamezia, che sin dall'inizio era accreditata come una delle formazioni più forti del campionato, e senza trascurare la Cireale, che
in una classifica al momento si trova attardata, ma ha deve recuperare delle partite, da certo. recuperare, quindi ancora può dire la sua come protagonista diretta del Insomma, un campionato di Serie D molto ingarbugliato. molto appassionante, devo dire, per l'esito finale che si prospetta abbastanza impegnativo. Tra l'altro adesso a Caricattì è visto ancora con più interesse, con più interesse e più attenzione, ci cominciamo a proiettare giusto, in un'ottica diversa. Trasferte importanti e pesanti anche dice. in Campania, tra l'altro. Sì, non solo da un punto di vista, diciamo, logistico, saranno vero. trasferte importanti anche da un punto di vista anche tecnico-agonistico, tecnico-sportivo, perché comunque il livello calcistico si alza, la Serie D è un campionato di un livello elevato e quindi è giusto prepararsi anche al massimo. Bene, bene, guardiamoci gli highlights. Pareggio tra Cavese e Gelbison, partita finita 0-0. Signore e signori all'ascolto, benvenuti a Cavese Gelbison, partita di vertice del campionato di Serie D Girone I. Siete collegati con Cava dei Tirreni, stadio Simonetta Lamberti, e proprio qua va in scena la grande partita, quella che può decidere il campionato, ma è anche quella che può tenerlo aperto. Tutto dipenderà dal risultato finale. Arbitra il confronto il signor Bozzetto di Bergamo. Partiti con la Cavese che ha dato il calcio di avvio del primo pallone. Graziani, poi l'anticipo di De Caro, attenzione perché arriva per la conclusione da lontano Ortolini, il cross di Caserta, interessante, la palla arriva dalle parti di Allegretti, area di rigore, c'è il tocco di mano, l'arbitro non segnala niente, il tocco è all'indietro a Romizzi, vediamo se tira, prova Romizzi, centrale, la parata di D'Agostino, Faella, largo a destra Fois, ma il cross di Faella è pericoloso, c'è l'intervento di De Caro che mette in calcio d'angolo, attacca poi Faella che trova gli spazi sulla corsia esterna a destra, parte il traversone, Gagliardi solo, il tiro, un miracolo di Anatrella, il lancio è sulla sua ala per l'inserimento di Baccio Terracino, tocca all'indietro per Majorano, vediamo se tira, prova Majorano, fuori sopra la traversa di 1 metro, poi attenzione il tentativo di inserimento di Baccio Terracino per Allegretti, area di rigore, tiro di Allegretti, posizione regolare di Faella che salta l'avversario, tira centrale, la parata di Anatrella, poi Uliano, la profondità per Faella, attenzione Faella, sinistro di Faella, centrale, batte Romizzi, il cross con il destro, attenzione perché c'è l'intervento e la presa di D'Agostino, Banegas, parte il cross di sinistro, interessante per Allegretti, area di rigore, tira la parata di D'Agostino, su Allegretti viene commesso un fallo però si gioca, accelera Baccio Terracino, Cavese che sta spingendo adesso, Maffei, area di rigore, l'arbitro fa giocare il tiro di Maffei, ribattuto da D'Agostino, Faella, riparte Faella, area di rigore della Cavese, tiro, palla alta, parte il cross in direzione di Faella, dalle sue parti c'è Gabrieli, tiro di Faella, rimbalza davanti ad Anatrella, Baccio Terracino allarga verso Foggia, contrattacco della Cavese, c'è una spinta però si gioca, Foggia la mette in mezzo, Foggia davanti alla propria area di rigore, il passaggio è per Baccio Terracino, c'è l'uscita di D'Agostino, Gabrieli per Corigliano, parte il traversone per il colpo di testa in anticipo, controllo di Sparacello che cerca la profondità per lo scatto di Oggiano che prova a presentarsi davanti alla nostra porta, il tiro e il palo di Oggiano, Banegas, rincorsa media, barriera a 5, il tiro di Banegas, la parata di D'Agostino, Sparacello, area di rigore, Sparacello la mette in mezzo, il tiro, miracolo di Anatrella sulla battuta di Gagliardi, poi Oggiano a terra. L'arbitro va ad ammonire Oggiano per simulazione. Parte il corner di Banegas, colpo di testa sul fondo. Ancora Corigliano che apre verso destra sull'omasto di testa, attenzione in area di rigore, Foggia in mezzo, salva la difesa del Gelbison, fischia alla fine l'arbitro. 0-0 tra Cavese e Gelbison, rimangono inalterate le distanze in classifica, il Gelbison con questo risultato mantiene il primo posto con 5 punti di vantaggio sulla Cavese. Dobbiamo crederci,
Ci sono ancora punti a disposizione perché comunque 21 punti non sono pochi, il distacco indubbiamente è quello che è, quindi abbiamo il dovere di crederci. Per quanto riguarda i meriti, chiaramente se andiamo a valutare quelle che sono state le occasioni sono d'accordo, se andiamo a vedere un po' quello che è stata poi la partita, noi siamo mancati in quella che è stata l'ultima parte di campo, negli ultimi 16 metri, non abbiamo fatto con continuità, però credo che comunque la squadra abbia dato tutto e abbia cercato in tutti i modi poi di portarla a casa una partita. Sono quelle partite che poi si decidono chiaramente con degli episodi. L'interpretazione della gara era un po' scontata, considerando anche il distacco che hanno da noi, quindi inevitabilmente abbiamo dovuto concedere qualche spazio di troppo alle spalle con giocatori dall'altra parte difficili da controllare a spazio aperto, però ripeto l'avevamo messo in preventivo. E per quanto riguarda noi sostengo che abbiamo a tanti periodi di gara abbiamo portato tanti uomini negli ultimi 20 metri, poi ci è mancata l'ultima scelta di precisione, quella che può essere un controllo, quella che può essere una finalizzazione. E oltretutto poi anche da piazzato lì su quella palla di Lomasto, ripeto, sono quelle partite che qualche episodio poi puoi portare a casa. Non è successo, ci dispiace perché comunque oggi veramente ci tenevamo tanto a dare i 3 punti a questo stadio, a questo pubblico, ma non è avvenuto. Sì, almeno 2 o 3 occasioni nel primo tempo e 2 o 3 occasioni nel secondo tempo, e quando costruisci in caso di una formazione forte 4, 5, 6 occasioni nitide da gol, almeno 1 o 2 gol li devi fare. Stiamo inseguendo un sogno difficile da realizzare, ma tutte queste difficoltà, se dovessimo riuscire a realizzare questo sogno, renderà tutto ancora più bello. 5 punti di distacco sulla Cavese, ma non dobbiamo dimenticare ancora il Lamezia e la Cireale, che nel caso di vittorie nei recuperi probabilmente supererebbero attualmente in classifica la Cavese, quindi non possiamo mollare, come ho detto prima. La sorpresa Città di Sant'Agata che impatta 2-2 in casa contro il San Luca, che comunque gli dà la possibilità di confermare questo 5° posto in classifica. Qualcuno sogna i play-off? È un risultato che potrebbe, diciamo, arrivare, però secondo me già la classifica del Sant'Agata è una classifica ottima. È una secondo me delle rivelazioni del campionato di Serie D, perché secondo me non era previsto che potesse fare un campionato così importante, invece sta dimostrando di avere, per così dire, pagato lo scotto dell'esperienza del campionato precedente, quindi si è saputa ben organizzare e sta facendo benissimo. Complimenti al Sant'Agata. Città di Sant'Agata però che domenica va a Lamezia e probabilmente dovrà giocarsi le sue carte contro una Lamezia che non vuole assolutamente perdere punti per la zona alta. Sì, ma come diceva il Presidente, Città Sant'Agata ha fatto un campionato straordinario, anche perché veniva da tantissime partite consecutive di vittorie, poi risultati praticamente utili. aveva 14 partite utili consecutive e poi ha perso contro la Gelbison. Contro la Gelbison, però io ho visto qualche partita del Sant'Agata, devo fare complimenti alla società, perché mi parla di una società seria, una società che fa lavorare bene lo staff, fa stare bene tutti i giocatori. Anche un complimento al mister Giamba perché sta facendo un'ottima stagione. Condivido assolutamente. Ci guardiamo subito il servizio. Pareggio tra Città di Sant'Agata e San Luca. La partita è finita 2-2. Pari e patta tra Città di Sant'Agata e San Luca, che non si sono risparmiate, dando vita ad una gara bella e avvincente che non ha deluso le attese della vigilia. I biancoazzurri di Giampari scattano parzialmente la sconfitta subita sul campo della capolista Gelbison e conquistano un punto che gli consente di rimanere comunque in zona playoff. Partenza sprint da parte dei locali che ci provano subito con Alagna al 6° minuto e all'8° di gioco, ma i suoi tentativi non inquadrano lo specchio della porta. Ancora biancoazzurri al tiro con Catalano che al 12° chiama Scuffia
Scuffia alla parata. La risposta del San Luca al 17° con Favasulli che mette in rete dopo la respinta di Beters, ma è tutto fermo per una posizione di fuorigioco. Poi il Sant'Agata torna a spingere con Favo che al 26° sfiora il palo alla destra di Scuffia e Squillace che al 31° calcia debolmente da posizione vantaggiosa trovando la respinta del portiere. Un minuto dopo, contropiede degli ospiti, Magodano sciupa la palla del possibile vantaggio che lo realizza invece il Sant'Agata al 44° quando Catalano direttamente dalla bandierina mette alle spalle di Scuffia mandando i suoi a riposo avanti per 1-0. Gol cercato dal fantasista bianco-azzurro che riesce a sbloccare così la contesa. Nella ripresa è ancora la squadra di Giampà a provarci con Catalano che finisce giù in aria dopo un contatto. Il direttore di gara però lascia giocare. Lo stesso numero 10 di casa ci prova anche sul calcio piazzato sfiorando di poco la traversa, ma al minuto 62 il San Luca agguanta il pareggio con Pelle che raccoglie il traversone dalla destra di Pereira e col mancino mette alle spalle di Beters per il gol dell'1-1. Calabresi che rimangono anche in 10 uomini perché nel corso dell'esultanza l'arbitro espelle Bruzzaniti. Fischietto di Genova che è ancora protagonista al minuto 70 quando annulla Capone la rete del vantaggio sant'agatese per un fuorigioco che dalle immagini pare non esserci. Nonostante ciò il Sant'Agata continua a spingere per 2 volte Cicirello non trova la stoccata vincente da pochi passi. Nel finale però succede di tutto perché al minuto 87 il San Luca ribalta il risultato passando in vantaggio con Berman che raccoglie l'invito di Maesano e col destro insacca alle spalle del portiere il pallone dell'1-2 che ammutolisce i tifosi bianco-azzurri. Supporter sant'agatesi però che tornano a gioire al 94° quando Catalano con una splendida punizione batte Scuffia facendo così Sant'Agata 2, San Luca 2. Gioia incontenibile per il 10 bianco-azzurro che evita la beffa e realizza la sua doppietta personale, confermando il Città di Sant'Agata in quinta posizione con 46 punti. Soddisfatti sì, perché l'ho detto a fine gara, quando uno prende gol con una magia di un campione, io a Catalano lo conosco da lunga data, infatti a fine partita forse qualcuno pensava che avevo qualcosa con Catalano, invece era l'esatto contrario, lo sono andato, nonostante avessi subito il gol al 94°, io sono andato a fare i complimenti perché i gesti tecnici vanno sempre lodati. Detto questo, ho rabbia perché al 95° noi abbiamo perso 11 punti, 11, ed è tanta roba, perché oggi vai sotto all'ultimo minuto del primo tempo su angolo, sempre con lo zampino di Catalano, e le avevamo provate tutta la settimana, stravolgi la squadra come un calzino, cambi modulo, pareggi la partita e resti in 10 con uno degli attaccanti che avevo fatto entrare freschi, resti in 10, hai la forza d'urto di controbattere ad una squadra che sta facendo non bene, benissimo, e faccio i complimenti al mister perché per me è uno di quegli allenatori che ho sempre stimato sin da quando ero ragazzino, lui lo sa, ha la mia stima e il mio rispetto, siccome molti dei ragazzi che giocano qui da voi li ho incontrati da avversari, li saluto, nonostante, ripeto, per noi è una... permettetemi, c'è tanta amarezza perché domenica ci viene fischiato un rigore contro che non ha visto nessuno al 96°, contro la Gelbison la partita è finita, al 5° minuto di recupero non mi pareggiano la partita, con la Cireale oggi, questo è il rammarico, ma ai ragazzi non posso dire nulla perché contro una squadra in grandissima salute che ha dimostrato di continuare a giocare bene, noi abbiamo dimostrato ancora una volta, ove ce ne fosse bisogno, che siamo vivi. Conosco il valore di questa squadra che non mollano mai, quando abbiamo sbagliato il primo tempo ci hanno graziato su una palla, su un calcio d'angolo nostro che sono ripartiti, fallo o meno, ma sono partiti in superiorità numerica, poi questo errore l'abbiamo fatto sul 2-1 e sul 2-1 mi è piaciuta la voglia di vincere la partita perché i ragazzi sono stati bravi tutto il secondo tempo, anche quando sono rimasti loro in 10, avere pazienza, però su quel calcio d'angolo eravamo messi male dietro e abbiamo preso gol. Se la partita era 1-1 potevi sempre cercare di vincerla, così dobbiamo anche ringraziare Catalano alla fine perché quando uno fa un gol così
sul calcio piazzato è stato un Eurogol, anche se la squadra ci ha creduto e ha attaccato ugualmente sempre. Abbiamo provato con 3 punte strette, il peccato che dovevamo giocare più con la testa, non deve succedere più che abbiamo foga di vincere, perché il primo tempo ci avevano graziato e il secondo tempo ci hanno fatto il 2-1 su ripartenza sul calcio d'angolo, ed è la prima volta che succede, però nella stessa partita è successo 2 volte. L'altra sorpresa di questa stagione, oltre alla città di Sant'Agata e credo anche il Paternò, è certamente il Cittanova di Gaetano. Io penso che questo Cittanova, con questo suo gruppo di giovanissimi ragazzi, può tentare la carta anche a partire dalla prossima stagione. Sì, un gruppo di ragazzi giovani, infatti nel passato hanno fatto dei risultati un po' altalenanti, con delle sconfitte magari anche diciamo pesanti, però il mister di Gaetano ha saputo ben operare, cercando di dare tranquillità all'ambiente, soprattutto mirando a far crescere i molti giovani che hanno, e quindi il mister, che è una persona molto capace, è riuscito a dare anche fiducia man mano all'ambiente, e stanno facendo un ottimo campionato, secondo me in linea assolutamente con quelle che sono le loro previsioni. Giovani fondamentali anche per il prossimo anno a Canicattì, credo, no? Perché tra l'altro gli under diventano basilari proprio per un progetto tecnico. Sì, i giovani secondo me sono importanti in tutte le categorie, però in D sono fondamentali, perché aumentano. Sono quelli che ti fanno anche la differenza. Sì, sono quelli che ti alzano l'asticella, e quindi i giovani sono fondamentali. Lillo, una battuta sul Biancavilla, stagione che a questo punto credo che sia un po' segnata, no? Sì, peccato, mi spiace dirlo perché sembra una siciliana, però credo che ormai Biancavilla sia retrocessa, ancora non matematicamente, certo. Però siamo vicini e dispiace. So che ha avuto dei problemi iniziali, È poi stata una stagione molto travagliata. Ha cercato di sistemare la situazione, poi si sono ricombattati, però poi sono ritornati di nuovo i problemi. Quando perdi troppi punti all'inizio della stagione, poi recuperarli è sempre molto difficile. È vero, è vero. Guardiamoci gli highlights, la vittoria del Cittanova 3-1 proprio contro il Biancavilla. Tutto pronto con il Biancavilla che manovra il pallone che corre verso il centro per Savasta. Savasta, un ottimo controllo, Savasta! Poteva fare meglio Savasta. Chiama lo schema, Bonanno, il pallone verso Biondo, Biondo il pallone al centro. Schema così. La palla verso Condomitti, Condomitti che è solo in posizione regolare, Condomitti! Una sassata che viene deviata in calcio d'angolo. Bonanno ancora sul punto di battuta, il pallone fuori, pallone al centro verso Savasta. Ficara sull'out di sinistra, il pallone verso il centro, la palla per Sinatra ed è la rete di Sinasi, Savasta! Guarda Biondo che bel pallone che ha recuperato, e che bella palla per Condomitti che ha la possibilità di involarsi sull'out di destra, pallone al centro in direzione dei battibili per Bonanno, la rete di Tommaso Bonanno, una splendida azione del Cittanova, una meravigliosa azione del Cittanova. Biondo ancora, pallone al centro dell'area di rigore, Bonanno! Condomitti, il pallone che viene uncinato dal numero 11 giallo-rosso, che viene anticipato all'ultimo momento, ma l'azione continua da parte del Cittanova. Ottimo intervento, Petrucci, Bonanno! Biondo vede Petrucci in aria, Petrucci, il pallone sul sinistro, Petrucci! Siamo già dall'altra parte, Cali che viene contratto da Mudasiro, palla per Ioff è da solo e c'è la rete del Biancavilla che riapre la partita. Il pallone viaggia verso il centro, dove c'è Di Marco che segna, De Marco! Il 3-1 è entrato da un minuto, si è ripreso il posto e adesso
adesso va ad esultare e finisce la partita. Più che finisce il pallone di fondo. Finisce la partita 3-1 per effetto delle segnature di Savasta, Bonanno e De Marco per il Cittanova. Joff che ha inframezzato il 2-0 del Biancavilla. Sull'approccio siamo stati bravi ad essere lì sul pezzo, a non concedere praticamente tantissime cose al Biancavilla. Però vedi, durante la gestione della partita a volte ancora pecchiamo un attimino, che spesso forziamo le giocate e andiamo incontro a ripartenze che poi ci fanno male, dove da un gol possibile con Petrucci e sulla ripartenza abbiamo preso gol, e sul 2-0 è una cosa che secondo me la possiamo gestire meglio, però giovani, ok, sempre giovani, va bene, dai. Giacchetto, una battuta veloce su questo Trapani, stagione praticamente, non dico da dimenticare, però una stagione amorfa, senza neanche un attimo... Mi permetto di dire, con il massimo rispetto naturalmente per la società Trapani, che sta facendo un campionato anonimo. Anonimo, amorfo, perché proprio totalmente. Rispetto alle, diciamo, aspettative non si sono poi concretizzate. E quindi un campionato lì che naviga nelle zone tranquille della classifica, però senza un sussulto, senza magari quella serie di risultati positivi che l'ambiente trapanese magari si aspettava. Hanno e anche pagato la critica, forse il trapasso dal dattilo alla magari l'ambiente società Trapani. non l'ha ricevuto con quell'entusiasmo necessario, magari era fondamentale per coinvolgere l'ambiente. Potrebbe essere questa una riflessione vista dall'esterno naturalmente, però è chiaro che non c'è stato quel sussulto, quel qualcosa che ha fatto sviluppare anche nell'ambiente proprio calcio Trapani quel meccanismo per fare... Sperando che non succeda anche tutto questo alla prossima stagione, io non credo, perché Trapani non può non essere protagonista di potrebbe essere diverse, le aspettative potrebbero essere anche alla luce magari di qualche cambio societario, quello di creare una squadra poi che possa invece lottare per i vertici della classifica. E parliamo adesso del Paternò, un Paternò, Lillo, che all'inizio della stagione ha certamente sconvolto un po' tutti, spiazzando anche molti addetti ai lavori. Hanno un po' tirato i remi in barca adesso, dopo aver conquistato questa salvezza strameritata? Allora, credo che il girone andata del Paternò sia stato veramente un girone andata importante. E devo essere sincero, oltre ai punti, con un gioco, devo fare complimenti a mister Torrisi, perché li faceva giocare abbastanza bene. Poi è anche una squadra giovane, quindi ci sta che poi raggiungi, diciamo, la salvezza, di staccare un po' la spina, però il girone ritorno poi considero che è sempre un girone diverso. Io lo considero due gironi completamente opposti. Soprattutto le squadre di testa. Sì, poi c'è più difficoltà. Però vedo che fa dei risultati sempre importanti. Assolutamente. Un Paternò che a questo punto rischia veramente di perdere il treno playoff, che forse era anche un po' meritato per tutto quello che abbiamo visto. Per quello che era stato fatto nel girone di andata probabilmente sì, infatti io ricordo nella puntata in cui sono venuto a gennaio parlavamo di un Paternò come rivelazione del campionato, commentando le stesse osservazioni fatte dal mister e di un gioco brillante, di un gioco piacevole, e questo era quello che succedeva qualche mese fa. Oggi è un po' attardato, però secondo me, continuando a lavorare con l'impegno e con la professionalità che la società Paternò mette sempre in campo, potrebbe anche tentare di arrivarci. Di recuperare quello che un po' è stato smarrito in queste ultime settimane. E comunque, se non dovesse arrivare proprio a disputare i playoff, comunque deve essere sicuramente contento e soddisfatto per il lavoro che hanno fatto quest'anno. Certamente. Guardiamoci gli highlights. Pareggio tra Paternò e Portici 1906. La partita è finita 1-1. Buon pomeriggio dallo stadio Falcone Borsellino per la 31esima giornata del campionato di Serie D. Di fronte ci sono il Paternò e il Portici.
partiti. Basualdo, pallone, tiro di Manfredotti e palla che finisce fuori. Foderaro controlla male, palla per Zappalà, ecco Zappalà, il quale si fa rimontare. Zappalà si era ritrovato la palla, pallone al centro, pallone per Manfredotti si gira, viene fermato e dà il rigore, un rigore inesistente. Manfredotti era a terra e il gol di Manfredotti porta in vantaggio il Portici. Pallone teso verso Rizzo, anticipato, pallone per Bontempo al centro, dove c'è il tiro a botta sicura di Rizzo. Mangiamelli subito nella zona di Mascari, palla per Castorina per Mascari si inserisce, Mascari cade a terra ma l'arbitro fa continuare. Basualdo per Foderaro, Sceper anticipato e ancora Mascari, pallone salvato. Sbaglia Guarnera, c'è Manfredotti tiro. Basualdo, palla per Bontempo, la colpisce però Mascari di testa. Rizzo, velo per Foderaro, c'è Mascari si gira, ancora Mascari. Tiro di Mascari e gran parata di Sceper. Palla per Foderaro al centro, c'è Mascari e c'è il gol di Mascari. Ma l'arbitro annulla. Palla per Foderaro, arriva Rizzo, batti ribatti, Mascari, c'è Castorina e il gol del Palerno, con Castorina all'84esimo, pace per Mascari entra in aria, ecco Mascari, è rigore, partita incredibile, calcio di rigore. Parata, ma c'è Rizzo e Rizzo sbaglia, rigore sbagliato da Bontempo. Proprio in questo istante Paternò e Portici pareggiano 1-1, peccato per quel calcio di rigore sbagliato da Bontempo. Voglio chiudere il discorso del campionato di Serie D con questo Giarre che invece pian pianino, domenica dopo domenica, dopo qualche recupero, sta recuperando, giro di parole, una posizione che potrebbe essere positiva per la griglia play-out, però non è escluso che possa anche tentare una salvezza diretta. Ci sono ancora tante partite. È vero. Nel campionato di Serie D, quindi tutto ancora può succedere. Il Giarre, seppure lentamente, è una di quelle squadre che sta cercando di risalire rispetto alle complicazioni che si era creato all'inizio. Ricordo 5-6 partite senza nessuna vittoria, senza nessun punto, addirittura 0 punti iniziali, quindi piano piano ha recuperato un po' la compattezza e sta con tanti sacrifici, con tanta umiltà, devo dire, recuperando quella umiltà che è necessaria per poter lottare nelle retrovie, conquistando passo passo quello che può essere una salvezza insperata, secondo me, ad un certo punto, ma oggi potrebbe essere fattibile. Lillo, io credo che Gaspare abbia fatto un lavoro certosino, soprattutto negli spogliatoi, no? Cioè, tu rientri, dopo essere stato allontanato per qualche settimana, rientri in un ambiente, devi ricucire il rapporto con la squadra e io credo che a questo punto Gaspare sicuramente è riuscito nell'intento perché la squadra sta rispondendo. Sì, no, infatti non era facile perché il Giarre era partito con altri obiettivi all'inizio del campionato, aveva una squadra importante. Poi man mano hanno avuto delle difficoltà, poi il mister è stato richiamato, non era facile farli ripartire, hanno cambiato qualche giocatore, hanno preso giocatori più adatti a cercare di una salvezza, di raggiungere. È ritornato adesso Cannavò che insomma fa gol pesanti sempre. So. Quindi io mi auguro che il Giarre esca fuori da questa situazione e si salvi in maniera automatica. Perfetto, guardiamoci le interviste post partita dopo il bel pareggio in casa del Rende proprio del Giarre 1946. Sì, è stata una partita dura, combattuta, lo sapevamo, uno scontro salvezza. Hai detto bene, abbiamo approcciato bene la partita, abbiamo
preso subito palleggio in un campo comunque non facile perché tra l'altro è appesantito dalla pioggia. Il primo tempo l'abbiamo secondo me dominato per lunghi tratti, abbiamo creato 3-4 palle importanti. Il secondo tempo la partita chiaramente si è velocizzata, le squadre tendevano ad allungarsi perché entrambi cercavamo di portare a casa i 3 punti, sia per noi che per loro. Noi ci siamo andati vicini con Cannavò che è stato bravo il portiere nella respinta e loro hanno preso la traversa, perciò diciamo che venire fuori casa, fare una partita del genere sicuramente non posso che fare un plauso ai ragazzi. Sicuramente la prestazione da parte della squadra è una prestazione di personalità, perché venire qui e mettere in difficoltà per lunghi tratti questo Rende che comunque è giovane, che ha gamba e che aveva voglia di fare risultato sicuramente non era facile. Ci siamo riusciti, c'è un pizzico di rammarico perché sappiamo benissimo che è una partita che per la prestazione che abbiamo fatto potevamo anche vincere. 25 punti che ci proiettano sicuramente a un rush finale che ci deve vedere disputare tutte finali perché c'è la possibilità reale della salvezza diretta, perciò questo deve essere il nostro obiettivo. Questi 25 punti maturati sul campo con sacrificio ci devono dare quel qualcosina in più che ci permette di salvarci direttamente. Secondo me abbiamo fatto una grande partita sotto il punto di vista della cattiveria, dell'agonismo, soprattutto il primo tempo abbiamo avuto parecchie occasioni da gol. È vero, il secondo tempo abbiamo saputo soffrire, ci portiamo questo punto a casa e prendiamo quello che è di buono della prestazione. Abbiamo avuto delle grandi occasioni, purtroppo non è arrivato il gol, ma non dobbiamo abbatterci, continuare ad andare avanti per la nostra strada e raggiungere l'obiettivo che è appunto la salvezza. Primo tempo abbiamo creato più noi che loro, poi il secondo tempo forse è stata un po' più aperta la partita perché hanno avuto qualche occasione loro, ma anche noi. La partita si poteva vincere, ma con qualche episodio si poteva pure perdere, quindi siamo stati bravi a portare questo punto a casa. Abbiamo fatto una grande corsa finora, rincorsa finora perché eravamo nelle zone bassissime della classifica, ora ci ritroviamo a poterci salvare direttamente. Ci proveremo fino alla fine, ma dipende tutto da noi. Sicuramente abbiamo creato un grande gruppo e quindi è questo, la nostra forza è questa. L'ha dimostrato pure il nostro vice capitano che è Zappalà, che da 2 giorni che sta male. Stamattina ha preso la macchina ed è venuto da solo, quindi c'è attaccamento alla maglia, al gruppo e questo vuol dire tanto. Parentesi dunque chiusa con il campionato nazionale dilettanti, voglio sentire però un pronostico. Abbiamo detto che la Ciriale deve recuperare delle partite, la Gelbison è attesa principalmente nello scontro diretto contro il Città di Aciriale, l'FC Lamezia potrebbe tentare l'aggancio, il gruppo di Cava di Tirreni spera magari in qualche risultato negativo delle avversarie, ma deve a questo punto far sempre punti perché sennò rischia veramente di non farcela proprio. Un pronostico, chi lo vince questo girone I? A questo punto devo dire che la Gelbison è la squadra favorita. Punto sulla Gelbison. L'altra volta avevo dato un giudizio diverso, avevo detto Lamezia, però ad oggi, per come sta andando il campionato, voglio puntare sulla Gelbison. Benissimo. Lillo invece? Devo essere d'accordo con il presidente perché la Gelbison fino ad oggi ha dimostrato continuità e di meritare questa classifica, anche se, ripeto, la Cavese ha un organico importante e da siciliano spero che la Ciriale alla fine possa ottenere qualcosa. Io credo che però lo scontro diretto è uno scontro che se si arriva a pochi punti sarà interessante. Sono importanti le partite che deve recuperare la Ciriale. Perché se si arriva magari troppo distanziati, sì, lo so, le probabilità... Però ad oggi... L'handicap delle partite da recuperare è che dovendosi svolgere in maniera continuativa, sono un turno all'otto, non è facile mantenere la concentrazione e una continuità di risultati. Però attenzione, la Ciriale ha dei giocatori di una certa caratura,
assolutamente. pronti a questa tipologia di scontri, Però incontri. potrebbe essere un problema, potenzialmente potrebbe arrivare, ma comunque le partite vanno sempre giocate, quindi non è così automatico, ecco. Assolutamente. Con tutto naturalmente l'augurio invece è che possa invece la Cireale fare bene in tutte le tre Mai partite dire da mai, recuperare. quindi noi un po' tifiamo È quello che spudoratamente, assolutamente, per le siciliane prima di tutto. Ci mancherebbe, ci mancherebbe. Bene, abbiamo chiuso la parentesi dedicata al campionato nazionale dilettanti e adesso apriamo la tanto amata categoria eccellenza e partiamo con il girone A. Tredicesima giornata di ritorno, guardiamo subito il tabellino dei risultati di questo girone A. Parmonval Acragas 2018 rinviata, Castellammare batte Dolce Onorio Marsala 4-3, Canicattì batte Unitas Sciacca 4-1, Casteltermini che perde in casa contro il Mazzara Calcio 3-1, Don Carlo Misilmeri batte Nis FC 2-1, Profabara batte Monreale 4-0, Mazzarese.2 batte Enna Calcio 1-0 ed infine Oratorio San Ciro e San Giorgio batte Cus Palermo 5-0. Beh, lo possiamo dire, Canicattì promosso meritatamente nel campionato di Serie D, ma guardiamo la classifica al completo perché adesso c'è tutta questa zona play-off ingarbugliatissima. Canicattì in testa con 67 punti, 56 per l'Acragas 2018, 53 Don Carlo Misilmeri, 51 Profavara, 47 Mazzarese.2, con 46 punti Oratorio San Ciro e San Giorgio, 43 punti Lenna, 42 Unitas Sciacca, 41 Mazzara. Con 38 punti la Nis FC, 37 Castellammare, 34 la Parmonval. Con 15 punti il Monreale, con 12 il Casteltermini, 11 punti per la Dolce Onorio Marsala, chiude la classifica il Cus Palermo con 9 punti. Per quanto riguarda il prossimo turno, lo sapete tutti, il girone A si ferma perché mercoledì e domenica prossima ci saranno alcune partite da recuperare. Guardiamo il tabellino proprio delle partite. Mercoledì ci sarà l'incontro tra Nis FC e Casteltermini, Don Carlo Misilmeri e Nacalcio, Monreale, Dolce Onorio Marsala. Mentre le partite che verranno recuperate domenica 10, saranno Castellammare Nis FC, Dolce Onorio Marsala Casteltermini ed infine Enna Calcio Canicattì. Ritorniamo a parlare di questo Canicattì. Allora, un Canicattì che giocava, Lillo, una partita che sulla carta sembrava facile per l'entusiasmo, l'adrenalina, però è anche vero che giocavate contro l'Unitas Sciacca che era in fase di grande crescita, importante anche per cercare una posizione importante nei playoff. Che partita è stata, a prescindere dalla posta in palio? Lo sapevamo che lo Sciacca era una squadra abbastanza difficile da affrontare, uno perché reputo lo Sciacca che ha fatto un giro d'andata importante, poi ha cambiato allenatore, ha continuato su quella via, quindi per noi era una partita complicata perché loro non avevano tra virgolette niente da perdere. Alla fine potevano giocare una partita tranquilla. Noi sapevamo, c'era quell'ansia di prestazione che è iniziata, però poi quando siamo passati in svantaggio siamo riusciti a ricombattarci, abbiamo fatto una grandissima partita e meritatamente abbiamo vinto. Io credo che la dimostrazione che anche una partita tra virgolette facile con il Profavara ci conferma che questo girone A del campionato di eccellenza ha regalato veramente partita dopo partita tantissime emozioni e non sono finite perché con i recuperi più l'ultima e la penultima giornata una griglia playoff che potrebbe essere ancora una volta rivoluzionata. Allora ogni domenica ci sono sempre scontri diretti perché reputo questo girone un girone difficile, un girone complicato da Mazzara, scusami, a salire, tutte squadre forti, tutte squadre organizzate, tutte squadre con obiettivi ben precisi. Quindi non era facile, quindi ogni domenica, ripeto, c'era da stare attenti, non si poteva tralasciare niente. È vero, è vero. I confronti con Acragas, Don Carlo Misilmeri, hanno confermato anche una squadra, quella del Canicattì, mentalmente forte perché si andava a giocare in realtà dove certamente c'era grande voglia, soprattutto ad Agrigento, di dimostrare che la società, la squadra agrigentina soprattutto, aveva l'obiettivo primario della Serie D. Sì, soprattutto nella partita di Misilmeri il Canicattì ha dimostrato di avere una mentalità vincente, mentalità di un gruppo
compatto, di un gruppo che aveva un unico obiettivo: aiutarsi prima di tutto all'interno dello spogliatoio fra di loro, giocare con umiltà e vincere la partita. Questa è stata poi tramutato e portato dentro il campo, ottenendo un risultato eccezionale, un risultato che al di là del 4-0, ma in campo si è vista quella supremazia, quella voglia di vincere che ha, secondo me, determinato poi il proseguo del nostro campionato. Lo stesso è stato fatto nella partita contro l'Agregas in casa, però a quel punto noi forse avevamo, come dire, più il timore di perdere che la voglia di vincere, sì, giustamente, perché abbiamo anche comunque giocato con la testa, senza non avevamo l'esigenza di vincere a tutti i costi, quindi questo dimostra ancora di più la maturità di questo gruppo, gestito, devo dire, a parte la presenza di Lillo qua oggi con noi, con grande autorevolezza e con grande eleganza, sapendo scegliere bene i momenti in cui rimproverare piuttosto che in quelli in cui dare la carotina, come si dice ai ragazzi, creando un gruppo che effettivamente alla fine lo sta diciamo, riconoscendo come leader di questa squadra. Certamente. Lillo, ma in questa squadra sappiamo benissimo che insomma ci sono dei giocatori con grandissima esperienza, da Iraci a Pettinato, lo stesso Raimondi. Io credo che da loro è partito anche un progetto di continuità e di forza all'interno dello spogliatoio, grazie chiaramente anche alla tua disponibilità, al tuo dialogo, che certamente a primo impatto sicuramente non sarà stato facile. Allora, sono fortunato di aver allenato questo gruppo, perché reputo un gruppo fatto prima di grandi calciatori, soprattutto di grandi uomini, che dal primo giorno si sono messi a disposizione, si sono cuciti addosso la maglia del Canicattì, e per me canicattinese è qualcosa di straordinario e mi fa onore. Quindi il merito, devo essere sincero, va dato a loro, perché hanno dato tutto per questa maglia, per questa società che ci ha fatto stare bene, non ci ha fatto mancare niente, per gli appassionati che ci hanno seguito, per gli ultra che quando hanno avuto la possibilità sono stati sempre presenti, ci hanno dato una spinta in più. Ma reputo questo gruppo straordinario. Io credo che Canicattì ha avuto tantissime squadre forti, molto anche più forti di questa, però difficilmente ha avuto un gruppo così forte e unito. È vero, è vero, è vero. Guardiamoci il servizio di questa bella vittoria proprio del Canicattì contro l'Unitas Sciacca, con annessi chiaramente i festeggiamenti. 28ª giornata nel campionato di eccellenza siciliana, si gioca per la storia. Il Canicattì dal Saraceno di Ravanusa ospita l'Unitas Sciacca e dopo 28 giornate può coronare il sogno di tornare in Serie D. Pensate un po', dopo 28 anni, oggi la formazione di Mister Bonfatto affronta quella neroverde che nell'ultimo turno è stata sconfitta per 3-0 dalla Don Carlo Misilmeri. La vittoria invece, quella per 5-1 contro la Mazzarese nel recupero, ha consentito ai biancorossi di giocarsi il match ball già oggi. Abito consueto, quello di Mister Bonfatto per il suo Canicattì. 4-3-3 in porta Barbagallo, difesa di Mercurio, Pettinato, Raimondi e Tedesco, mediana torna Privitera, ai suoi lati Morana e Garufo, in avanti il tridente con Iezzi, Gueye e Iraci. Partiamo col film del primo tempo. Dopo 2 minuti Iraci trova spazio per vie centrali, allarga il pallone a destra dove c'è Gueye, tenta all'1 contro 1 Gueye, poi vede lo scatto di Iraci con l'esterno, serve il numero 7 destro ad incrociare della porta, difesa da Allegro, finisce al lato il tentativo di Iraci al 13esimo, però attenzione perché l'Unitas Sciacca non vuole fare la figurante in questo match. Scambio tra Sant'Angelo e Galluzzo, il tentativo col destro al lato della porta difesa da Barbagallo, 13esimo di Mercurio, riesce a scambiare ancora con Iraci, prova a sfondare, va al tentativo, viene respinto ancora di Mercurio, mette il cross in mezzo, allontanato dalla difesa neroverde al 16esimo, calcio di punizione per l'Unitas Sciacca, il tentativo di Ligata di trovare Sant'Angelo
è perfetto, arriva sul secondo palo come un avvoltoio, trova lo 0-1, gli ospiti sono avanti, vogliono fare i guastafeste al Saraceno di Ravanusa. Al 22esimo il tentativo di D'Agata viene intercettato da Morana, può allora ripartire Iraci che trova un corridoio incredibile per la zampata di Giuseppe Iezzi. 1-1 il Canicattì pareggia immediatamente, bastano 5 minuti alla formazione di mister Bonfatto per trovare il gol della parità. Nuovamente equilibrio al Saraceno di Ravanusa alla mezz'ora, Morana mette a destra per Privitera, gioco di gambe, il suo mancino è un cross perfetto per Raimondi, colpo di testa che viene deviato con la mano da Salvucci, conseguente cartellino rosso e calcio di rigore per il Canicattì sul punto di battuta. Benny Iraci, destro, perfetto perché il portiere va da una parte e il pallone va dall'altra. 2-1 del Canicattì che nel giro di appena 20 minuti ribalta la pratica Unitas Sciacca. Al 38esimo si rivedono però gli ospiti in zona offensiva con Licata, cerca un mancino, brivido, la porta difesa Barbagallo. Al 40esimo però mister Bonfatto prende il joypad, Privitera per Gueyes, cambia con Iezzi, il pallone dentro, c'è Iraci, c'è il gol meraviglioso del 3-1, un gol d'altra categoria, quella che la formazione biancorossa ormai ha tra le mani. 44esimo, Gueyes all'indietro per Garufo, cerca la conclusione col destro che però non inquadra lo specchio della porta. 45esimo, lotta Iezzi, cade in area di rigore ma l'occasione ancora è di Tedesco che mette il cross per Morana, l'acrobazia e la sfera che termina sul fondo. Duplice fischio al Saraceno di Ravanusa, 3-1 tra Canicattì e Unitas Sciacca. La Serie D è sempre più vicina per la formazione del presidente Licata. Al 47esimo del secondo tempo Gueyes rompe in area, secondo calcio di rigore steso nettamente da Ciancimino, ci va lo stesso Gueyes stavolta dagli 11 metri e non Benny Iraci. Al 48esimo la firma del numero 9 vale il 4-1, scappa letteralmente il Canicattì nei confronti dell'Unitas Sciacca con tanto di dedica, quella di Gueyes per questa rete. Al minuto 50 clamoroso il palo colpito invece da Di Mercurio direttamente con un traversone. Di Mercurio protagonista anche 2 minuti dopo, destro ad incrociare sul cross di Privitera direttamente da calcio d'angolo. 60esimo, fuori Morana al suo posto Prezzabile. Al 64esimo ancora un cambio, standing ovation per Gueyes, al suo posto entra Matera. Al 66esimo però attacca ancora il Canicattì che non è sazio, Iraci per vie centrali gli lasciano troppo spazio, la sua transizione si conclude con il tentativo mancino, il pallone in area di rigore, Allegro anticipa Iezzi. Al 72esimo ancora cambi, esce Garufo al suo posto treppiedi, mister Bonfatto pesca dalla panchina. Anche al 76esimo fuori Tedesco, dentro Caternicchia. Minuto 82 ancora una sostituzione, esce Di Mercurio, al suo posto Toledo. 85esimo proprio il neoentrato Caternicchia si rende protagonista perché avvia l'azione che poi continua con Benny Iraci. L'ex Dattilo infatti riesce a sprintare sul diretto avversario, ne salta un secondo, riesce a trovare dunque il fondo, dà uno sguardo in mezzo dove c'è la deviazione di un difensore, poi il tentativo in girata da parte di Iezzi viene disinnescato in 2 tempi da Allegro. 89esimo vuole dilagare col 5-1 il Canicattì, treppiedi per Privitera, allo scarico a sinistra dove c'è Benny Iraci. La conclusione del numero 7 viene allontanata da Allegro ma non c'è più tempo, è solo festa per il Canicattì che dopo 28 anni scrive la storia, torna nel campionato di Serie D, lo fa vincendo, dominando il girone A del campionato di eccellenza siciliana. Chiude ogni discorso la società del presidente Licata con 2 giornate ancora da disputare, con un recupero in calendario contro l'Enna, ma saranno partite di transizione perché il Canicattì torna ufficialmente in 4ª serie. Vi lasciamo alle immagini della festa, un cordiale saluto e come sempre alla prossima!
finalmente abbiamo coronato il nostro sogno, quello che ci eravamo prefissati all'inizio della stagione. Sono felice come tecnico, sono felice di aver allenato questo gruppo magnifico. Voglio sottolineare una cosa, Canicattì sono passate tantissime squadre forti, anche molto probabilmente anche più forti di questa, però difficilmente uomini come questi, perché hanno dato veramente tanto sin dal primo giorno, quindi si sono cuciti una maglia addosso. Questo per me in questo momento canecattinese è qualcosa di orgoglioso. La società non ci ha fatto mancare nulla, voglio ringraziare la dirigenza, voglio ringraziare il mio staff che mi ha sopportato e sopportato, voglio ringraziare il parco giocatori perché è stato straordinario su tutti i punti di vista. Nella griglia playoff, in questo momento al terzo posto, abbiamo la Don Carlo Misilmeri. La vostra partita proprio contro la Don Carlo ha determinato probabilmente la chiarezza del vostro obiettivo, quello di andare in Serie D. Questa Don Carlo Misilmeri che vince una partita non facile contro la Nissa, la proietta in una posizione forse, non dico di tranquillità, ma con buone possibilità di avere dalla sua un terzo posto nella griglia playoff. Sì, ha recuperato un po' quelle che erano le ambizioni di poter anche lottare per il primo posto, però si sono ricombattati, hanno dopo un altro risultato credo sfavorevole, hanno perso mi pare contro la Mazzarese, sì, subito dopo la partita nostra, poi hanno continuato a fare dei Era in un momento risultati. certamente negativo È stato un momento non facile per il gruppo del Misilmeri, poi si sono ripresi, ora possono secondo me andranno sicuramente ai playoff o da terzo, addirittura potenzialmente potrebbero anche in teoria arrivare come secondi, però sicuramente meritano di fare i playoff e riusciranno ad ottenere questo risultato. Una Don Carlo Misilmeri con mister Utro che ha sposato un progetto volendo impegnativo. Utro è abituato perché viene fuori da delle stagioni importanti con il Marina di Ragusa, quindi un allenatore che è servito anche per una realtà piccola. Sì, una realtà piccola però con un progetto ambizioso. Quindi mister Salvatore Utro ha sposato questo progetto. Io devo dire che il Misilmeri ha una grandissima rosa, una rosa ampia, una rosa formata da grandissimi giocatori, molto, molto tecnica. Però, come diceva poco fa il Presidente, forse la nostra squadra, per la continuità e per gli uomini che eravamo, abbiamo dimostrato che abbiamo meritato la vittoria. E forse veramente quella partita ci ha dato quella spinta in più contro il Misilmeri di far capire a tutti che la vostra forza era forte. Sì. Bene, guardiamoci gli highlights. La vittoria della Don Carlo Misilmeri 2-1 contro la Nissa FC.
bentrovati con la 28ª giornata del campionato di eccellenza siciliana. Si gioca nel girone A tra Don Carlo Misilmeri e Nissa Reduci rispettivamente, da una vittoria per 3-0 contro l'Unitas Sciacca e da un pari per 0-0 contro il Cus Palermo. Si parte dopo 20 secondi, c'è già il primo squillo della formazione ospite con la conclusione da parte di Camarà, che però si spegne fuori al settimo. Calcio di punizione affidato a Tiscione, il calciatore della Don Carlo Misilmeri con la traiettoria velenosa mette alla destra di Livolsi, poi all'11° palla che arriva ancora a Tiscione, calcia al lato da ottima posizione. Al 14° Camarà scappa sulla sinistra, mette dentro per Reducci, il pallone viene calciato ed è quasi una deviazione per il compagno alla fine, e Danca a ribadire in rete sul secondo tentativo. 0-1 della Nissa che sblocca dunque il risultato in casa della Don Carlo Misilmeri. Reazione immediata dei locali con il tiro cross di Cerniglia che però si spegne al lato. Calcio di punizione stavolta affidato a Concialdi, un paio di deviazioni in area di rigore. Alla fine mette tutti d'accordo Diop che col colpo di testa allontana in calcio d'angolo. C'è un tentativo di cross al 31° di Giuseppe, la sua conclusione viene però respinta bene da Conti. Minuto 37, la sponda di Manfredi ancora a liberare la conclusione all'incrocio dei pali da parte dell'ex Dattilo, ma è tutto fermo per un fischio arbitrale. Chiude il primo tempo in avanti ancora una volta la Don Carlo Misilmeri, ma ribatte il pericolo la difesa della Nissa. 48°, siamo nel secondo tempo. Tiscione si libera al tiro ma la palla finisce sul fondo al 56°, cross al centro per il colpo di testa che però non inquadra lo specchio. 60°, il cross arriva stavolta per Di Giuseppe ma Livolsi riesce a sventare. 63°, la Don Carlo Misilmeri sprombattuto per cercare il gol del pari. C'è un cross dalla sinistra, una deviazione, si prosegue il tentativo di rovesciata in area di rigore, il pallone che finisce al lato della porta difesa da Livolsi. 69°, Tiscione trova la testa di Manfredi che segna la rete dell'1-1, il caprone per il pareggio della Don Carlo Misilmeri che rientra prepotentemente in partita dopo aver sprecato tante occasioni. Al minuto 72 c'è un tentativo dalla distanza di una vecchia conoscenza di Casagiare, si tratta di Wilfred Quamè che però non inquadra lo specchio della porta. 81°, ancora Quamè protagonista, stavolta per Concialdi, il pallone viene messo dentro per Manfredi, para Livolsi ma sulla ribattuta segna il 2-1. Proteste degli ospiti per un presunto fuorigioco, rivediamo tutto grazie all'ausilio del nostro rallenti. Il cross dalla destra, il tentativo di colpo di testa e poi il tocco a ribadire sulla linea. Allora 2-1 Don Carlo Misilmeri, ma davvero le proteste della Nissa arrivano a iosa. Infatti all'85° viene allontanato Giuseppe Priolo anticipatamente dal terreno di gioco, chiude in 10 uomini la formazione ospite, vince la Don Carlo Misilmeri 2-1 in rimonta. Un cordiale saluto e come sempre alla prossima. Per chiudere proprio su questo girone A del campionato di eccellenza, abbiamo appena visto gli highlights di questa ennesima purtroppo sconfitta della Nissa FC. Ci dispiace perché sappiamo quanto il presidente Arialdo Giammusso si è impegnato per questa realtà di Caltanissetta. Non certamente facile il colloquio con la città di Caltanissetta. Lui è stato ed è ancora tuttora una persona molto determinata. Io credo che ha soltanto rimandato il suo sogno Serie D. Sì, diciamo che ad un certo punto secondo me loro o hanno fatto un passo indietro oppure forse non hanno saputo gestire un po' l'ambiente sportivo della squadra, perché hanno fatto delle scelte un po', secondo me, un po' avventate perché hanno lasciato partire alcuni giocatori che erano fondamentali per quel gruppo, un gruppo che aveva fatto benissimo dall'inizio. Quindi secondo me in quel momento loro hanno forse indirettamente rinunciato un po' a lottare per i primi posti. Magari è stata una scelta involontaria, magari è stata una scelta diciamo che deve portare esperienza in quel contesto, certo. Però da quel momento hanno dovuto comunque accontentarsi di un campionato dimesso, di un campionato di metà classifica che alla fine non consentirà nemmeno di andare ai playoff. Però devo dire che in questi contesti non è facile gestire il rapporto con i ragazzi, il rapporto con l'ambiente, soprattutto quando ci sono delle pressioni, e quindi l'esperienza comunque
e lo posso dire da chi ha fatto tanti errori, da chi come società SD Canicattì negli anni abbiamo fatto tanti errori, quindi queste esperienze sono sicuro che nel tempo diventeranno come proficue per evitare errori in futuro. Il rapporto con la città per quanto riguarda Canicattì certamente adesso dopo una stagione vincente è ottimo con la realtà locale, però è anche vero che bisogna sempre guardare il rovescio della medaglia e aspettare, perché arriveranno sempre i momenti in cui comunque le cose non vanno per il verso giusto. Ecco, in quel caso Canicattì è pronto ad aiutare la squadra? Allora, fino ad oggi noi siamo stati nelle condizioni, anche nelle sconfitte, di mantenere, ma soprattutto a livello dirigenziale, quella solidarietà e quell'unione che non ha permesso ad eventuali critiche di destabilizzare la società biancorossa. Quindi questa forza deve comunque rimanere per evitare che le eventuali tensioni, le eventuali contestazioni che in futuro ci possano essere debbano salvaguardare prima di tutto la società. Ma io sono sicuro che Canicattì è matura da un punto di vista sportivo e deve capire che in futuro il campionato di Serie D non può vedere il Canicattì da protagonista principale del campionato. Quindi è un discorso maturo la maturità dell'ambiente canicattinese, che ha un palato fine, come si dice, per quanto riguarda il calcio, capirà anche questo. Bene, bene. Per chiudere, una battuta sul Pro Favara, perché credo, Lillo, che sia stato il gruppo più interessante nelle ultime settimane, a parte una battuta d'arresto qualche settimana fa, poi per il resto ha comunque disputato soprattutto un girone di ritorno di grande qualità. Questo Pro Favara secondo me può diventare la vera mina vagante nei playoff. Devo essere sincero, il Pro Favara è una di quelle squadre che mi è piaciuta davvero tanto. Ha fatto un girone di ritorno importante, quando prima di venire da noi era la squadra che aveva fatto più punti nel girone di ritorno dopo di noi, insieme alla Parmonval. Quindi con un gioco fluido, con un gioco abbastanza bello da vedere. Quindi credo che il Pro Favara nella griglia dei playoff può dare fastidio alle grandi, perché considero l'Agras e Misilmeri con organici molto superiori al Pro Favara, però può dare fastidio. Guardiamoci gli highlights, la vittoria netta 4-0 contro il Monreale. Non dico che abbiamo sottovalutato la partita, anche perché sapevamo che giocavamo contro una squadra che si deve salvare, quindi aveva le giuste motivazioni, come noi d'altronde avevamo le nostre giuste motivazioni. Quando sappiamo giocare a pallone e cominciamo a mettere palla a terra, giochiamo 1 o 2 tocchi, giochiamo in velocità, diventiamo una squadra che fa un buon calcio. Sono partite che le devi prendere con le molle, difficili, e devi cercare di mettere al sicuro il risultato quanto prima. Poi
puoi palleggiare, puoi gestire, puoi vedere, puoi fare diverse cose. Noi lavoreremo come abbiamo sempre fatto, quindi se riusciamo a trovare delle amichevoli dove troviamo, diciamo, la possibilità così di andare a sviluppare il lavoro che faremo da martedì fino al sabato, che ben venga. Diversamente lavoriamo lo stesso, sotto ogni punto di vista, tattico, tecnico, fisico, atletico, quindi andiamo avanti. Purtroppo è una sosta lunga, lo sappiamo, non ci possiamo fare nulla, quindi non guardiamo quello che succederà nel 24, dobbiamo adesso staccare la spina mentalmente, lavorare bene ed essere consapevoli che adesso ci aspetteranno delle partite belle e importanti e quindi la squadra deve essere pronta. Sì, noi siamo una famiglia che ci vogliamo bene, abbiamo le porte aperte, quindi chi viene si integra bene perché siamo tutti bravi, sono tutti bravi ragazzi. Poi c'è sempre praticamente l'allenatore che deve essere quello che bastone e carota, come si vuol dire, però d'altronde se non fai capire che per vincere deve avere determinati atteggiamenti, e poi lasci sul campo partite, punti, situazioni che poi alla fine dell'anno puoi andare a rimpiangere, dici caspita se avessimo vinto o se avessimo pareggiato quella partita. Quindi noi dobbiamo lavorare sul pezzo, sempre sistemare, battere come sappiamo fare. Un Pro Favara che a questo punto potrebbe diventare la vera e propria mina vagante nel gruppo playoff del Girone A. Vedremo cosa succederà, aspettiamo comunque anche i recuperi. Per intanto voltiamo pagina e parliamo del Girone B. Anche qui si è giocata la 13ª giornata di ritorno, guardiamo subito il tabellino. Santa Croce batte Atletico Catania 6-0, Città di Siracusa batte Igea 1946 2-0, Nebros Ragusa Calcio 1-1, Real Siracusa Belvedere che pareggia ad Acicatena 2-2, sonante vittoria della Ionica 10-0 contro la Virtus Ispica 2020 ed infine Città di Taormina batte SC Palazzolo 3-0. Hanno riposato Carlentini e Città di Viagrande. Manca ormai pochissimo alla vittoria finale di questo girone da parte del Ragusa, un Ragusa che addirittura domenica aveva la possibilità di chiudere i conti, ma purtroppo dagli 11 metri il rigore mancato costringerà la squadra di Raciti a giocarsi le sue chance nella giornata di domenica prossima quando affronterà in casa il Città di Viagrande. Guardiamo intanto comunque la classifica. Ragusa in testa con 62 punti, Ionica 59, con 57 Igea 1946, 42 Città di Siracusa, 41 Nebros, 40 Carlentini, con 37 Città di Taormina, 28 punti per l'SC Palazzolo, 25 Real Siracusa Belvedere, con 22 Virtus Ispica 2020, con 20 la Cicatena, 19 Città di Viagrande, 18 il Santa Croce, chiude la classifica l'Atletico Catania con -2. Il tabellino di domenica prossima, oltre alla già annunciata partita importante che potrebbe proclamare vincitore del girone il Ragusa contro il Città di Viagrande, abbiamo Atletico Catania Nebros, Città di Taormina Acicatena, Igea 1946 Ionica FC, Città di Siracusa Real Siracusa Belvedere ed infine Virtus Ispica 2020 Carlentini. Riposeranno Santa Croce e Palazzolo. Certamente è importante la partita del Ragusa, ma credo che sia anche importante questo big match tra la Ionica e l'Igea 1946. Certo, è una partita importantissima perché potrebbe decretare la miglior posizione per la disputa dei playoff. Significa giocarli in casa, significa avere 2 risultati su 3
nel confronto, quindi è una partita decisiva ai fini della classifica finale. Vedremo come andrà a finire, perché questa Ionica ha dimostrato di avere un gruppo fortissimo, il gruppo degli argentini, che lo stesso Mister Campo, che è stato nostro ospite un paio di settimane fa, ha confermato che mentalmente c'entrano poco con questa categoria. Sì, ha un gruppo importante, un gruppo formato da stranieri, tutti argentini. Quando sono in tanti gli argentini fanno paura, fanno paura. Credo che nei playoff possono fare qualcosa di importante, perché, ripeto, lo Ionica è una squadra organizzata, anche se affronta, credo a questo punto, l'Igea, sì, anche una squadra forte, perché credo che il Ragusa ormai abbia vinto il campionato, secondo me, nello scontro diretto proprio a Barcellona. E quindi anche nello scontro diretto in casa con lo Ionica, quindi credo che lo Ionica sia una squadra che può dare fastidio. Vedremo come andrà a finire. Per intanto sentiamo le parole di Michele Campo, allenatore della Ionica, dopo la sonante vittoria 10-0 contro la Virtus Ispica 2020. Io per natura preferisco guardare sempre le partite nostre. Per noi cambia qualcosina, sì, però in ogni caso non cambia che per conservare questo dobbiamo fare il risultato a Barcellona e sappiamo che sarà una partita difficile, quindi ci prepareremo per questa partita sapendo sempre con la massima umiltà ma anche convinzione. No, è stata una cosa bellissima, emozionante e molto toccante anche per me, ovviamente. Sappiamo benissimo in questo momento c'è un dramma in atto, noi purtroppo da un certo punto di vista possiamo fare poco, però a Santa Teresa in realtà si è fatto tanto perché c'è stata una raccolta di medicine, di generi alimentari. Questo sicuramente è un qualcosa di tangibile, di concreto che è stato fatto al di là delle parole. Quello che è stato fatto oggi è stato bellissimo, organizzato credo coinvolgendo tutto il settore giovanile. Io devo ringraziare, penso, Enrico Santoro, responsabile del settore giovanile, sicuramente il mio collaboratore Fabio Renzo e sicuramente anche te Massimo Ferraro che avete organizzato, mentre magari noi abbiamo pensato più alla partita, però è stato bellissimo, è stato un momento importante anche dal punto di vista sociale, molto importante. L'Igea ancora una volta un passo falso, certo in un campo difficile come quello di Siracusa, però è anche vero che se devi andare a vincere e quindi posizionarti in una zona importante dei playoff, la partita di Siracusa va vinta. Sì, è chiaro che è una partita comunque complicata, perché il Siracusa, malgrado diciamo, il ritardo in classifica, comunque rimane una squadra forte. È chiaro che secondo me, come diceva il mister, la sconfitta in casa con il Ragusa forse ha compromesso un po' mentalmente ha compromesso un po' ha minato un po' le certezze che aveva l'Igea, e quindi sta segnando un po' il passo per questo motivo. Però oppure magari hanno deciso di puntare direttamente ai playoff. È chiaro che i playoff però sono un terno all'otto. Assolutamente sì, sono partite difficili, partite impreviste, con imprevisti che possono arrivare da qualsiasi parte. Domenica questo scontro importante, Ionica-Igea. Come si deve preparare secondo te l'Igea per cercare di vincere questa partita a questo punto nel campo difficilissimo della Ionica? Si deve preparare bene, anche perché l'Igea era partito con altri obiettivi, anche se poi ha trovato un Ragusa, ripeto, che ha fatto un campionato straordinario. Però se vuole fare i playoff in casa deve obbligatoriamente vincere, perché credo che non sia facile, perché lo Ionica è una squadra, ripeto, fatta soprattutto in casa. Sì, è una squadra che è organizzata, ma ripeto a questa colonia di argentini, che poi gli argentini, ripeto, messi insieme possono fare veramente male, perché questi ragazzi li reputo
quando vengono in massa hanno quella cultura e quella fame perché vengono da lontano e vogliono farsi conoscere e vogliono affermarsi. È vero, è vero, è vero. Guardiamoci comunque il servizio della sconfitta dell'Igea 1946 in casa del Città di Siracusa. Vittoria per la squadra di Mascara, 2-0. Una prova di carattere per piegare l'Igea Virtus e mantenere accesa la fiammella della speranza, impresa del Città di Siracusa che conquista la terza vittoria consecutiva battendo la seconda forza del campionato e portandosi al quarto posto in classifica a meno 15 punti dai barcellonesi. Per raggiungere i playoff gli azzurri dovranno vincere le 2 restanti gare e sperare in altrettante sconfitte dei giallorossi, seguiti ieri al De Simone da una trentina di tifosi. Buono l'approccio al match dei padroni di casa che al 13° costruiscono la prima occasione con Catania, il cui sinistro da posizione defilata attraversa l'area di porta e termina sul fondo. L'Igea soffre la vivacità degli azzurri e ci vuole un errore di Palmisano per mandare al tiro gli avversari per la prima volta. È il 29° e Saitta si oppone in tuffo alla conclusione ravvicinata di Sowe. Un minuto dopo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ci prova Stassi, palla fuori. Il tempo si chiude con un bel destro di Ricca da buona posizione parato da Paterniti. L'Igea Virtus parte meglio nella ripresa, ma l'occasione più clamorosa capita a Rossitto che al quarto d'ora calcia bene da ottima posizione e trova l'incredibile deviazione di testa in angolo di Trimboli piazzato sulla linea di porta. Al 22° Dall'Oglio per l'Igea Virtus commette fallo in aria ai danni di Ricca che era pronto alla battuta vincente. L'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto espellendo il difensore barcellonese per doppia ammonizione. Catania è freddo e piazza la sfera dove Paterniti non può arrivare, realizzando così il suo 72° gol con la maglia del Siracusa. In vantaggio di un uomo e di una rete, gli aretusei si difendono per poi provare a colpire in ripartenza. Ricca tra i migliori e salta i riflessi di Paterniti con un gran tiro da dentro area di rigore. Nel finale gli ospiti sbattono ancora su un grande Saitta che si oppone al colpo di testa ravvicinato di De Marco a circa 5 minuti dal termine. In pieno recupero arriva il secondo gol del Siracusa, lo realizza l'Adelfa su assist di De Manuele e festa al De Simone, un De Simone che ha tributato un meritato riconoscimento anche a Catania, che prima dell'inizio della partita ha ricevuto dal presidente Montagno una targa perché miglior marcatore di tutti i tempi con la maglia del Siracusa. Dobbiamo parlare a questo punto anche del Ragusa, un Ragusa che ha incorniciato la sua stagione già con la Coppa Italia. La squadra di Racita adesso domenica ha una partita assolutamente abbordabile contro il Città di Via Grande, coronerà questa straordinaria stagione con questo doppio, con questo double, che è già successo 2 anni fa, sempre con Raciti nel campionato di promozione, vincendo Coppa e campionato. Io credo che comunque è la dimostrazione che quando c'è organizzazione, determinazione, uomini e dirigenti, i risultati arrivano. Sicuramente. La competenza nel calcio è una qualità che sia a livello dirigenziale ma anche a livello tecnico è impensabile non possedere per ottenere risultati nel tempo. Quindi raramente può succedere una volta che si vince se non si hanno competenze e professionalità. Il Ragusa sta dimostrando di avere queste competenze con un'organizzazione societaria, con un'organizzazione tecnica di qualità, ha vinto la Coppa Italia e probabilmente, sicuramente vincerà il campionato, quindi complimenti a Ragusa per il lavoro svolto, quindi un'altra città blasonata come Ragusa, capoluogo di provincia, che approda in Serie D e quindi va ad alimentare ancora quella qualità anche quel novero di squadre, del girone anche, di novero di squadre importanti che andranno l'anno prossimo a giocare nel campionato dilettantistico, diciamo, più importante d'Italia.
È vero. Lillo, ma voi la Coppa Italia l'avete subito un po' mollata quasi, perché il vostro obiettivo primario era decisamente il campionato, oppure insomma vi è dispiaciuto l'idea di non poter comunque cercare di vincere anche la Coppa? Allora, innanzitutto per mentalità le mie squadre devono cercare sempre di vincere. Giusto, giusto. Siamo usciti dalla Coppa, devo dire non meritatamente, però non avevamo all'inizio l'organico per puntare a tutti e due i fronti. Quindi poi avete preferito... Sì, poi man mano la società ha iniziato a prendere giocatori che facessero a caso nostro e abbiamo preferito puntare al campionato. Bene, bene. Rimane comunque chiaramente da incorniciare questa straordinaria stagione del Canicattì e credo che sia la più grande soddisfazione tua personale, poi soprattutto perché tu sei nativo e vivi a Canicattì. È una soddisfazione doppia, ripeto, vincere è sempre bello, però farlo a Canicattì, nella città dove tu vivi, a cui tifi da bambino, i primi colori che tu hai visto, quando tuo nonno che faceva il cuoco della squadra ti portava allo stadio, con tutte le persone che conosci, con tutti gli ultra che conosci, con tutti gli appassionati, con una dirigenza così che veramente non ci fa mancare niente e ci fa stare bene. Con tante difficoltà che abbiamo avuto, perché ripeto non abbiamo un campo nostro, andiamo a giocare e allenarci in un campo e anzi dobbiamo anche ringraziare quelli di Ravanusa. Il comune di Ravanusa, sì. Abbiamo cercato a porte chiuse, devo essere sincero, a porte chiuse. È vero anche. E questo è un altro complimento che faccio alla società, che fino alla fine ha cercato sempre di cercare di risolvere tutto e finalmente alla fine ci siamo riusciti. Quindi non era facile, non era per niente facile, quindi ancora di più c'è molta più soddisfazione. Il sindaco che era presente domenica nel momento più importante della stagione del Canicattì si è sbilanciato, questo stadio sta per nascere, almeno l'idea di o sistemare l'attuale o addirittura di fare una nuova struttura. Qualche notizia a tal proposito? Sì, ulteriore? Le notizie sono quelle che ieri ufficialmente il sindaco ha comunicato allo stadio Saraceno di Ravanusa alla presenza di più di 1000 persone. Intanto lo ringrazio per l'interessamento che nella settimana scorsa ha avuto per poter far sì che la partita di domenica scorsa si giocasse a porte aperte, perché c'era un problema burocratico da sistemare, sia il sindaco Vincenzo Corbo sia anche il sindaco di Ravanusa D'Angelo si sono messi a disposizione per permetterci di giocare questa partita a porte aperte e quindi poter accogliere il nostro pubblico. Questo è stato fondamentale come primo passaggio. L'altro passaggio successivo è quello di ora mettere l'impegno concreto affinché questo stadio Carlotta Bordonara proprio noi cerchiamo un coinvolgimento, cioè dobbiamo essere bravi a coinvolgere il sindaco, farlo diventare un appassionato del Canicattì affinché già lo è. Però dobbiamo essere ancora più bravi per far sì che lo stadio diventi come, non lo so, una strada da fare, un'attività amministrativa simile ad un'attività diciamo ordinaria. Anche perché proprio in una fase di rinnovamento è necessario che comunque una cittadina importante come Canicattì abbia anche un progetto di un nuovo stadio. Allora, quello potrebbe essere una cosa per il futuro, però è chiaro che se prima non ristrutturiamo questo e mettiamo nelle condizioni la nostra squadra di rientrare a giocare a Canicattì, creare le condizioni affinché si sviluppi e si torni a creare un movimento anche giovanile a Canicattì di ragazzi, ma voglio dire anche di famiglie che si avvicinano allo stadio. Ieri è stata un'esperienza bellissima perché dopo tante partite che purtroppo abbiamo giocato a porte chiuse, abbiamo rivisto le famiglie, i bambini allo stadio, un'esperienza e uno spettacolo meraviglioso, bellissimo. Certo. Quello è l'importanza di avere lo stadio nella tua città, quello di poter accogliere le famiglie, i bambini, organizzare manifestazioni che vanno al di là della partita di campionato, come dire, quindi è fondamentale quindi che il sindaco si faccia carico di questo impegno per come ha promesso ieri. Il progetto già c'è, quindi bisogna soltanto intervenire in alcuni dettagli per far sì che quello che era il progetto che sembrava sul punto di essere già era stato già approvato e quindi sul punto di essere appaltato, per un problema che sappiamo ormai tutti della sovrintendenza beni culturali è stato bloccato.
però con una variante si può riprendere ed evitare di perdere il finanziamento che è già stato fatto dal bando sport e periferie, quindi questo è un passaggio determinante. Io lo considero un altro sogno rispetto a quel sogno che era il campionato di Serie D per la società Canicattì, e quello si è avverato. L'altro sogno rimane lo stadio. È difficile, è un sogno, difficile, però ogni tanto, come nelle favole, dico, i sogni diventano realtà diventano anche certe volte. Bene, e adesso ci fermiamo, c'è una brevissima pausa pubblicitaria, tra poco rientriamo e parleremo anche dei 4 gironi del campionato di promozione. Ho bloccato anche per questa seconda parte i nostri 2 ospiti vincenti di Canicattì. A tra poco. Seconda parte della nostra trasmissione, siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. La puntata di oggi vede protagonisti 2 ospiti, il vicepresidente del Canicattì Fausto Giacchetto, che ringrazio ancora una volta per il suo ritorno a Penalty. D'altra parte l'aveva promesso che se le cose fossero andate in una determinata maniera sarebbe stato dei nostri, e me lo ha confermato con la sua bella presenza oggi, e poi anche con Lillo Bonfatto, allenatore proprio di questa squadra vincente del Canicattì. Una domanda che devo fare però: la fiducia che voi avete accordato a Lillo è la dimostrazione di un'investitura anche per le sue qualità umane e anche tecniche. Avete rischiato con un allenatore che per la prima volta allenava in eccellenza. È una valutazione che abbiamo fatto, non è stata una scelta improvvisata. L'abbiamo fatto in maniera consapevole, sapendo che potevamo rischiare, ma ci siamo assunti la responsabilità di rischiare. Bene, io sono posso solo confidare così che all'interno di quel gruppo, nel momento in cui abbiamo scelto Lillo, ci siamo anche assunti la responsabilità di aiutarlo anche e soprattutto nei momenti di difficoltà che era probabile che potessero esserci. Ce lo confermi questo, Lillo? Sì. Cioè che loro sa. sono stati sempre accanto. No, la società sempre presente, la società ci ha aiutato. Lo so. E quando tu trovi una società così che ti fa stare bene, lavori bene. Io credo che per vincere tutti i componenti devono remare verso la stessa direzione, quindi staff dirigenziale, staff tecnico, staff palco giocatori e tutti gli appassionati e gli ultra. Bene, adesso parliamo del campionato di promozione, subito il girone A. Decima giornata, ad un passo dalla vittoria del campionato il Resultana San Lorenzo. Guardiamo i risultati di domenica. Resultana San Lorenzo batte Alba Alcamo 6-0, Città di Carini batte Villabate 3-1, Città di San Vito Lo Capo Folgore Castelvetrano 1-1, Casteldaccia batte Fulgatore 1-0, Lascari Cefalù Camarat 1-1, Raffadali 2018 batte Gangi 3-0, Super Giovane Castelbuono Partinica Audace 1-1. In classifica, l'ho già anticipato, è veramente ormai vicinissima questa promozione in eccellenza per il Resultana San Lorenzo, in testa con 56 punti, 51 per il Casteldaccia,
43 Folgore Castelvetrano, 42 Gangi, 40 Raffadali 2018. Con 40 punti Fulgatore, 32 Lascari Cefalù, 28 Alba Alcamo, 27 Città di San Vitolo Capo, 23 Città di Carini, 21 Partinica Audace, 20 il Camarat, 18 Super Giovane Castelbuono, chiude la classifica il Villabate con 12 punti. Resultana San Lorenzo dunque che domenica potrebbe blindare il suo passaggio verso la categoria superiore con una normale partita vincente in casa, cosa probabile. Un Resultana San Lorenzo che con dirigenti giovani, con una squadra fatta da giovani più Clemente che sicuramente fa la differenza, ha portato questa realtà palermitana adesso nel campionato importante dell'eccellenza. Sì, un'altra squadra palermitana che si appresta l'anno prossimo oltre alla Parmonval a disputare il campionato di eccellenza, quindi un'altra realtà del palermitano dove praticamente c'è una fucina di giocatori talmente numerosa che può permettersi di avere non una ma due squadre di eccellenza, quindi per qualcuno anche in Serie D potrebbe sicuramente ne potrebbe avere anche la Serie D, in Serie D. insomma a Palermo non è facile da vedere. Sì, è una città dove ci sono anche settori giovanili importanti e quindi dove crescono tanti giovani, quindi sicuramente è un campionato importante che sta conducendo e meritatamente lo porterà alla vittoria finale. Clemente è stato un trascinatore, è un trascinatore di qualsiasi squadra, negli ultimi anni ha vinto tantissimi campionati, serve un elemento di esperienza di questo genere in un campionato che non è facile, quello della promozione, perché è facile giocarlo ma è difficile vincerlo. Lillo. Vincere è sempre difficile, qualsiasi categoria sia. Clemente, questo giovanotto di 43 anni, sta dimostrando che le qualità le conosciamo tutti, però la cosa principale è che ha quella voglia, perché ho visto qualche partita del Resultana. È un esempio per i giovani. Sì, ha quella voglia proprio di dimostrare ancora che ha voglia proprio di giocare, di divertirsi, e questo è qualcosa di straordinario. Devo essere sincero, il Resultana merita questa classifica. Quindi merita tutto quello che ha fatto durante tutta la stagione. Sì, tutta la stagione importante. Se non sbaglio sono ancora in corsa in Coppa, pure sono anche in semifinale. Sì. Quindi sono in semifinale di Coppa e giocheranno prossimamente la semifinale. Una stagione importante. Da incorniciare. E sono contento per il direttore sportivo, che è un grandissimo amico mio. Benissimo, guardiamoci il servizio proprio della vittoria 6-0 del Resultana San Lorenzo contro l'Alba Alcamo. Ottenuto il pass per la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia, il Resultana San Lorenzo torna a focalizzarsi sul campionato di promozione. Al Giovanni Aloisio di Misilmeri arriva l'Alba Alcamo, che in apertura di gara rischia di essere pericolosa con Dumbià, che calcia fuori approfittando di una disattenzione difensiva. La risposta della formazione di mister Chinnici arriva però pochi minuti dopo, prima con un tiro di Marco Clemente, e poi su una palla messa in mezzo e ribattuta dalla difesa con una conclusione di Peppe Duro che scheggia il palo esterno da fuori aria. Il vantaggio del Resultana San Lorenzo arriva nella parte finale del primo tempo con un cross di Giovenco che trova il colpo di testa di Marco Clemente, 11° gol in campionato per il numero 9 del Resultana San Lorenzo, che era andato a segno anche 7 giorni fa contro la Folgore. Sugli sviluppi di un corner, sempre di testa, è Antonio Mercanti a segnare il 2-0 pochi minuti dopo. Il primo tempo si conclude con il doppio vantaggio nero-rosa e nella ripresa ci prova anche il capitano Giampiero Clemente, che trova però una bella parata di Lario su un calcio di punizione. Il 3-0 potrebbe arrivare con questo colpo di testa di Marco Clemente, ma il centroavanti nero-rosa si trova in posizione di fuorigioco. L'appuntamento con la doppietta è dunque soltanto rimandato. Una bella apertura di Clemente trova Mercanti, che scambia il pallone dal limite dell'area con Giampiero Clemente. Il numero 11 del Resultana prova a mettere in mezzo un cross, ma sulla palla ribattuta è Marco Clemente a calciare di potenza e a trovare la doppietta.
Nonostante il vantaggio, il Resultana continua ad attaccare. Alessandro Mezzapelle ci prova al volo, ma ancora una volta la parata di Lario è da applausi. È appena entrato in campo e lanciato da un delizioso pallone in verticale di Giampiero Clemente, Totossaluto ci prova, senza però inquadrare lo specchio della porta. Il 4-0 arriva qualche minuto dopo, quando Giampiero Clemente vede l'inserimento di Federico Sino, che con un gran destro supera il portiere avversario e segna il suo secondo gol in campionato, dopo esserci andato vicino nelle ultime 2 partite giocate. C'è spazio anche per Giovenco, imbucato dall'ennesimo pallone del capitano, che trova il gol del 5-0 con un'ottima conclusione. Per il Resultana San Lorenzo che festeggia, ma non si accontenta. Antonio Mercanti, in una situazione confusa al centro del campo, viene praticamente lanciato da un giocatore avversario e in velocità riesce a puntare l'area di rigore avversaria. Conclusione ad incrociare e il gol del definitivo 6-0 con la doppietta per il numero 11 nero-rosa. Resultana San Lorenzo che dunque vince e adesso è più vicina anche la vittoria del campionato. Se nel girone A la vittoria finale del Resultana San Lorenzo è ormai una pura formalità, ancora nel girone B qualcosa è in suspense, soprattutto il discorso riguardante lo scontro tra Torrenovese e Rocca Acquedolcese. Guardiamo subito i risultati di questo girone B. Gescal batte Stefanese 3-1, Gioiosa batte Atletico Messina 3-1, Milazzo batte Sinagra Calcio 2-0, Torrenovese batte Castelluccese 3-0, Profalcone batte Promende 2-0, Rocca Acquedolcese batte Messana 1966 3-1 ed infine Sant'Angiolese batte Valdinisi 1-0. Rocca Acquedolcese in testa con 50 punti, con 47 la Torrenovese, 42 per il Profalcone, 41 Promende e Milazzo, con 35 Sant'Angiolese e 34 per il Messana, 27 punti per Gioiosa e Atletico Messina, 22 Castelluccese insieme alla Gescal, 15 punti per Baldinisi e Sinagra Calcio. Chiude la classifica la Stefanese con 11 punti. Si ritorna in campo già da mercoledì con i recuperi, guardiamo comunque il tabellino perché proprio il girone B osserverà un turno di riposo domenica prossima. Mercoledì ci sarà lo scontro tra Sinagra Calcio e Castelluccese e Gescal Sant'Angiolese. Domenica 10 altri recuperi, Rocca Acquedolcese e Valdinisi, Castelluccese Promende ed infine mercoledì 13 l'ultimo recupero Castelluccese Gescal. È ormai un discorso a due. Rocca Acquedolcese e soprattutto questa Torrenovese vera e propria rivelazione del campionato di promozione. Sì, uno scontro che si definirà nelle ultime partite con un leggero vantaggio per l'Acquedolcese, sì. Quindi avvincente fino alla fine il campionato di promozione. E ci piace perché questo girone B Lillo ha regalato veramente tantissime realtà che hanno tentato anche di agganciare i playoff, probabilmente alcuni ci riusciranno, ma rimane comunque un girone sempre molto intenso, interessante. La provincia di Messina regala soprattutto in questi piccoli centri questa grande voglia di giocare comunque per una vittoria finale e per divertirsi anche. Sì, a parte il discorso del primo posto che ormai è solo per 2 squadre, le altre cercheranno di giocarsi i playoff. Un campionato di promozione è sempre complicato, anche questo girone B è sempre un girone difficile e sono contento per l'Acquedolcese. Rocca Acquedolcese che vince 3-1 contro il Messana 1966, guardiamo il servizio.
Il Rocca Acquedolcese non concede sconti nemmeno alla Messana, che rimanda al mittente con 3 gol sul groppone, confermandosi capolista solitaria nel girone B di promozione. I biancoblù provano subito a sbloccarli al 25esimo, buon tempo, lancia a rete Cangemi che entra in area e dopo un contatto con Angrisani finisce giù, ma il direttore di gara lascia giocare. La Messana non sta a guardare e risponde con 2 tentativi in 60 secondi. Al 27esimo Mastroieni tenta il pallonetto, ma Caserta si supera e mette in angolo, e dal corner successivo Arena di testa trova ancora un super Caserta a negargli la gioia del gol. Rete che al minuto 35 mette a segno invece il Rocca Acquedolcese, quando Iuculano raccoglie il lancio di Cresci e presentatosi solo davanti a Ciraolo fa 1-0 per i suoi e sesto centro in campionato. Gli ospiti non si demoralizzano e al 43esimo sfiorano il pari con la zuccata di Ardiri che si perde di poco, alta sulla traversa. Nella ripresa, dopo un tentativo in apertura di Mondello per gli ospiti che non centra lo specchio della porta, il Rocca Acquedolcese alla palla del raddoppio con Lima che scarta anche Ciraolo calciando da posizione defilata con la palla che attraversa tutto lo specchio della porta e si perde a fil di palo. Al minuto 52 la Messana rimane anche in 10 uomini per l'espulsione di Cordima, allontanato dall'arbitro per doppia ammonizione. La capolista tenta subito di approfittarne, 2 minuti dopo il destro di Lima si perde sul fondo per questioni di centimetri, ma al 64esimo la Messana a sorpresa ciuffa il pareggio con Mondello che da pochi passi spedisce alle spalle di Caserta il pallone che ristabilisce la parità e che gli vale come 7° sigillo personale. Poi però l'11 di Palmeri torna a spingere dopo la punizione di Iuculano prontamente disinnescata da Ciraolo. La capolista fa centro al minuto 72 quando Lima dal fondo serve in aria Cangemi che di testa batte il portiere, facendo così Rocca Acquedolcese 2, Messana 1 e gol numero 8 in campionato per il classe 2002. Nonostante lo svantaggio subito, gli ospiti tornano minacciosi 3 minuti dopo con la punizione di Ardiri che costringe Caserta agli straordinari, ma nel finale la capolista si riporta in avanti sfiorando il tris, prima con il solito Cangemi che sul più bello viene fermato dalla difesa avversaria e poi realizzandolo comunque al minuto 86 quando Lima si libera di 2 difensori e col mancino batte Ciraolo fissando il punteggio sul 3-1 per i suoi. Per Lima invece sono 7 in campionato. Il Rocca Acquedolcese si conferma in testa alla classifica con 50 punti e mercoledì l'11 di Palmeri sarà nuovamente in campo davanti ai propri tifosi per l'andata dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Modica. Adesso parliamo subito del girone C, anche qui in questo caso lotta quasi a 3 con il Motta, il Realaci e la Leonfortese. Si è giocata la 10ª giornata, i risultati sono abbastanza scontati. Mister Bianco batte San Gregorio 3-1, FC Motta batte Città di Calatabiano 2-0, Ciclope Bronte batte Atletico Nissa 2-1, Leonfortese batte Armerina 3-2, Realaci batte Don Bosco 2000 4-1, Belpasso batte Lavinaio 3-0, Atletico 1994 batte Gimnica Scordia 3-2. Il quarto incomodo potrebbe essere questo Atletico 1994 che tenterà chiaramente di trovare una buona posizione nella griglia playoff. Guardiamo comunque la classifica dove troviamo in testa il Realaci con 59 punti, 57 per l'FC Motta, 54 Leonfortese, con 48 Atletico 1994, 39 Atletico Nissa, con 33 Belpasso FC 2014, 27 punti Ciclope Bronte, con 25 il Mister Bianco, 24 Gimnica Scordia, 21 Armerina, con 18 Lavinaio e Don Bosco 2000 insieme al Città di Calatabiano. Chiude la classifica il San Gregorio con 14 punti. Vincono tutte le squadre di testa, pertanto a questo punto il discorso per il risultato finale di questo girone C è tutto rimandato. Interessante anche la griglia playoff con questo Atletico 1994 che cercherà di agganciare con buone possibilità quantomeno la semifinale. Il discorso riguardante il Realaci ci fa capire come una realtà piccola come Aciriale che chiaramente vive di riflesso con la squadra in Serie D
ha comunque un suo pubblico e un suo seguito. Ci piace questa cosa, Lillo, no? Sì, è normale, perché quando c'è organizzazione, quando c'è qualche ragazzo che si avvicina ad organizzare qualche società, si può fare sempre bene. So che stanno facendo un ottimo campionato, sono in testa. E sono ancora imbattuti in campionato. Quindi significa che hanno una buonissima squadra e una buonissima organizzazione societaria. Hanno perso la partita di Coppa proprio contro il Resultana San Lorenzo. Sì, ok. E comunque è anche vero che l'FC Motta non scherza neanche in fatto di continuità e vedersi anche un po' sfumare potenzialmente la vittoria finale. Certamente non è bello, no? Perché se uno conduce un campionato al vertice dalla prima giornata, poi andarsi a giocare il discorso passaggio di turno, playoff, un po' dispiace, no? Dispiace, è importante non pensarci, perché se uno pensa che stava per vincere e poi non ce l'ha fatta e comincia a preoccuparsi, potrebbe mettere a rischio anche quelle che sono le partite dei playoff, che invece hanno bisogno di essere affrontate con tanta serenità, tranquillità, con tanto entusiasmo e con molta determinazione. Vedo con piacere che anche la Leonfortese sta facendo un ottimo campionato dopo i fasti di un tempo, oserei dire, dopo la Serie D. È vero. La città di Leonforte comincia ad avere una città che anche nel calcio in particolare disputa dei campionati di primi posti, quindi è una cosa veramente che valuto con molto piacere. Fa piacere un ritorno della Leonfortese nel calcio un po' che conta, no? Certo, è un piacere, perché comunque è stata protagonista negli anni di stagioni importanti. Stagioni veramente, diciamo, importanti. FC Motta che vince facile 2-0 contro la città di Calatabbiano e continua ancora a sperare un possibile aggancio alla vetta guidata attualmente dal Real Aci. Guardiamo gli highlights. Benvenuti dal Comunale di Motta Sant'Anastasia per la 23esima giornata del girone C di promozione. Dopo il pareggio ottenuto in casa del Real Aci, l'FC Motta ospita il Calatabbiano con l'obiettivo unico di trovare la 18ª vittoria stagionale in campionato. Incontro affidato al signor Gabriel Battista Castelletti della sezione di Caltanissetta, che sarà coadiuvato dal signor Vasquez di Siracusa e dal signor Fazzi di Enna. Si parte, Calatabbiano che gioca il primo pallone della partita. Punizione per gli ospiti, viene chiamato anche lo schema, arriva il tiro. Facile per Gulisano. Oliveri appoggia nella zona di Luca, che cerca di nuovo il compagno. Va a buon fine la triangolazione, avanza Lotto che adesso prova il mancino, che si stampa sul palo. Primissima occasione per il Motta. Calcio d'angolo per il Motta, servito dal limite Palazzolo che controlla col destro. Prova adesso il tiro. Pallone di poco fuori. Altro tiro dalla bandierina per il Motta. Va a Luca, traiettoria interessante, un po' di confusione in aria. Stacca Sottile che alza un campanile, arriva un altro tocco, poi ci prova in serra. Una grande acrobazia, leggermente imprecisa. Rimessa laterale per il Motta che adesso riparte ancora con Inserra, inseguito da Vaccaro, prova a superarlo il 9 che mantiene però il possesso, rimette in mezzo la sfera, stacca Palazzolo, pallone alto sopra la traversa. Punizione morbida giocata nella zona di Luca. Mantiene il possesso il numero 8, serve Inserra, risponde in due tempi Ravasco, arriva un'altra opportunità per il 9, si torna a giocare, gioca il primo pallone della ripresa all'FC Motta, pallone lungo intercettato da Musumeci, riparte l'FC Motta con Sottile, adesso il pallone tra i piedi di Montalto che scambia con Inserra, prova il destro il 10, vicinissimo al vantaggio l'FC Motta. Riparte il contropiede del Calatabbiano con Tomasello, allarga sulla sinistra verso Curcuruto, lo segue Giacone, si ferma il 9, supera il proprio avversario, rimette in mezzo, non riesce a centrare la porta a Tomasello, ma l'azione è ancora viva. Contarino ha davanti un avversario che poi lo ferma. Possesso per Oliveri che gioca in verticale verso Montalto. Pallone buono per Palazzolo che si apre un varco, arriva tu per tu col portiere, poi gioca morbido su Inserra, la sblocca così l'FC Motta. Altro tiro dalla bandierina, va il solito Luca, pallone buono per Orofino. Arriva un'altra occasione per il raddoppio del Motta. Oliveri si incarica della battuta di questa rimessa laterale, scatta Sottile sulla sinistra. Prova addirittura il tiro che si stampa sulla traversa. Pallone sul primo palo, non ci arriva nessuno, controlla Inserra che carica il tiro!
e fa 2-0, la chiude così l'FC Motta nel segno del proprio numero 9. Punizione per il Motta, va a Palazzolo col destro, riesce a neutralizzare Ravasco. Ravasco scambia con Barresi, prova il lancio lungo il 5, ma arriva il triplice fischio di Castelletti. FC Motta che batte Calatabiano 2-0 e arriva a quota 57 punti in classifica. Una bella risposta dei ragazzi di Di Maria. Tutto ancora aperto in questo girone C, vedremo cosa succederà nelle prossime partite. In questo momento il Real Aci comunque si gode questo primo posto con 2 punti di vantaggio proprio contro l'FC. E adesso concludiamo il campionato di promozione e parliamo del girone D. Beh, anche qui, devo essere sincero, un girone D certamente non ingarbugliatissimo, però il gioco per la vittoria finale riguarderebbe a questo punto soltanto Mazzarone e Modica Calcio. Guardiamo comunque i risultati di domenica. RG che pareggia in casa con il Città di Canicattini 1-1, vittoria del Priolo Gargallo 2-1 contro il Pro Ragusa. Club Calcio Vittoria 2020 batte Calcio Scicli 3-0, Mazzarone batte Città di Comiso 2-0, Modica Calcio batte Città di Avola 10-0, Nuova Città di Gela batte Frigentini 3-0, Sporting Eubea batte Megara 1908 2-0. E come ho detto poc'anzi, a questo punto i giochi sono decisamente su 2 squadre, Mazzarone e Modica Calcio. Attualmente abbiamo in testa comunque il Mazzarone con 56 punti, 52 Modica Calcio, 45 Sporting Eubea, con 43 Nuova Città di Gela, 42 Città di Comiso, 37 Club Calcio Vittoria 2020, con 31 punti il Frigentini, con 30 il Priolo Gargallo, 25 Città di Canicattini, con 22 Megara 1908 e Pro Ragusa, con 20 Città di Avola 2020, con 16 l'RG e chiude la classifica il Calcio Scicli con 12 punti. Un girone D che comunque conferma che il Modica ha le carte in regola per cercare di vincerlo questo girone, ma dalla sua ha questo Mazzarone che comunque dall'inizio della stagione ha dimostrato organizzazione di gioco, organizzazione societaria, e questi possono essere i 2 punti che possono essere a favore della squadra di Mazzarone per portarsi a casa questa meritata comunque credo vittoria. Sì, il Mazzarone ha fatto dall'inizio un campionato veramente di primo livello, quindi una posizione meritata in classifica che gli potrebbe dare la possibilità di vincere il campionato, però al cospetto di una squadra, di un blasone come il Modica che seppure attardato di 4 punti ancora potrebbe dire la sua per la vittoria finale. Un calendario, Lillo, però che in questo momento sembrerebbe dalla parte del Modica, in quanto il Mazzarone ha qualche scontro certamente un po' più difficile. Potrebbe giocare la carta sorpresa, l'emozione, e quindi il Modica cercare di arrivare allo scontro diretto, certamente non con 4 punti che potrebbero a quel punto segnare il risultato finale. Sì, secondo me può succedere, anche se devo dire che il Mazzarone nelle partite quelle che contano ha sempre fatto risultato, ha sempre vinto. Hai detto bene, ha sempre fatto risultato. Quindi è difficile, anche perché affrontare poi il Modica non è facile, perché è sempre un blasone, una buonissima squadra. Con giocatori di categoria superiore, tra l'altro. Sì, sì. E quindi è complicato, però credo che il Mazzarone alla fine potrebbe farcela. Sì, secondo me sì. Guardiamoci a questo punto le interviste post partita dopo questa sonante ennesima vittoria del Modica, addirittura 10-0, questa volta contro il Città di Avola 2020. Non è facile, anche
per rispetto della squadra avversaria, comunque per i ragazzi che ci sa, li incontriamo ogni anno, vuoi non vuoi giriamo tutti, oggi siamo a Modica, domani possiamo essere a Vittoria, però il calcio è così, giustamente noi non ci possiamo fare niente. Sapevamo che all'inizio non era facile perché è una squadra che si deve salvare, viene qua a Modica, chi incontra il Modica si sa, gioca sempre con il coltello fra i denti e quindi siamo stati bravi noi a chiuderla subito e ad archiviarla e già pensiamo a sabato con un'altra partita difficile. Noi partiamo che giustamente noi non pensiamo al Mazzerrone, però ormai giustamente è un peccato perché arrivare là a 4 punti significa festeggiare, loro festeggiano e noi giustamente resta l'amaro in bocca, però noi pensiamo a noi, ci sono i playoff, c'è la Coppa Italia e noi abbiamo un obiettivo che è quello di salire in eccellenza, quindi o se non entriamo alla porta principale cercheremo di entrare in altre tipo di porte, però giustamente o i playoff o la Coppa Italia dobbiamo centrare l'obiettivo. Ma ci alleniamo bene costantemente ogni settimana, facciamo 4 allenamenti a settimana, quindi non è merito allo staff, merito al mister, merito ai ragazzi, ma dobbiamo dare anche merito a questa società che ci fa stare bene, non ci fa mancare niente. Parliamo di una società di altre categorie, non parliamo di una società di promozione, giustamente con questa categoria non c'entra niente. Vedremo anche in questo girone D cosa succederà. Insomma, i 4 gironi di promozione sono stati intensi, dove comunque si è messa in campo una determinazione che rispetto agli altri anni forse è stata più forte. I 2 anni di Covid hanno inciso probabilmente. Hanno determinato una voglia di giocare a calcio che è impressionante, perché ci si era dimenticati. Insomma, questa è una cosa molto positiva perché vuol dire che ancora c'è la partecipazione di un movimento calcistico in fermento e questo non può far altro che far sì che i campionati dilettantistici, anche quelli minori, acquisiscano sempre maggiore interesse. Anche perché Lillo, questi campionati di promozione, sì, d'accordo, si è un po' amatoriale, nel senso che molti giustamente lavorano, però da un paio di anni a questa parte molti giocatori sono scesi di categoria e hanno giocato in promozione con l'obiettivo anche di, non dico guadagnare moltissimo, però di vivere emozioni che forse magari nel campionato di eccellenza avevano perso. Sì, devo essere sincero, anche sia la promozione che la prima categoria si è alzato un po' il livello proprio per questo, perché molti giocatori hanno preferito non spostarsi più in eccellenza, lontano da casa, quindi si sono avvicinati più a casa e quindi così facendo si alza il livello della promozione. Tra l'altro tu un campionato di prima categoria l'hai vinto con l'Atletico Gorgonia. Sì, ho vinto con l'Atletico Gorgonia. E questa è la dimostrazione che si parte dal basso per poi arrivare giustamente anche a categorie molto più impegnative, no? Serve tutto. Serve tutto. Partire dal basso ti aiuta a capire veramente tanto, perché lì poi è veramente difficile, perché veramente lì è un dopolavoro, quindi hai ragazzi che non fanno solo calcio come mestiere, però fanno altre cose. E poi questo ti serve per cercare di puntare più in alto possibile. Punterà più in alto possibile questo Canicattì la prossima stagione? Vicepresidente Fausto Giacchetto. Cercherà sempre di fare il meglio, di mettere il massimo dell'impegno come lo ha fatto fino adesso. È chiaro che le difficoltà di un campionato di Serie D sono difficoltà significative, quindi faremo di tutto per regalare alla città di Canicattì intanto un campionato che, ricordo, è la 4ª serie del campionato italiano nazionale, quindi che è da equiparare alla vecchia C2. Canicattì è stato in C2, però questa promozione in D è da equiparare a quel campionato vinto che all'epoca erano semiprofessionisti, però questo non toglie niente a quel risultato raggiunto, quindi devo dire che già essere in Serie D deve essere un motivo di vanto, un motivo di soddisfazione per il popolo canicattinese, per il popolo biancorosso e per i tifosi che hanno sempre sognato di raggiungere, soprattutto i più giovani, hanno sempre sognato di raggiungere questo campionato. Anche perché magari possibilmente a Canicattì molti che hanno vissuto quell'esperienza di quella vecchia Serie C, rivedere comunque il Canicattì, assaporare questa tipologia di calcio sarà stato sicuramente un'emozione doppia, no? Sì, molti di questi tifosi che
hanno vissuto le gesta, diciamo, della Serie C, sono ritornati e ritornano quando ci sono bei campionati, quando ci sono campionati di primo livello, ritornano sempre a parlare del passato, però ora adesso devono prendere atto che c'è un presente, adesso. sul quale diciamo, concentrarsi e sul quale secondo me anche come dire, appoggiare, aiutare, perché comunque il movimento calcistico a Canicattì ha bisogno anche di un coinvolgimento non solo della società ma anche di un comparto tra sponsor e tifosi e sostenitori che devono fare la loro parte. Assolutamente. La nostra puntata si conclude, iniziamo con i saluti. Allora Lillo, stagione bellissima, sono contento per te perché ti ho seguita in modo particolare personalmente e dico sempre che quando una società investe in allenatori giovani sicuramente i risultati arrivano, magari con tanta sofferenza all'inizio, ma poi sorridenti nel momento in cui il festeggiamento diventa effettivo, come è successo domenica quando dopo il fischio finale è partita la festa. Ecco, di questa festa cosa ti porterai sempre nel tuo cuore? Nel mio cuore mi porterò la felicità degli appassionati di Canicattì, degli ultra, perché come diceva poco fa il Presidente, aspettavano tantissimi anni questa promozione. Mi porterò la consapevolezza di aver fatto bene in una società blasonata, in una squadra blasonata, e quindi con questo voglio ringraziare pubblicamente sia la società che mi ha dato questa opportunità, che io devo essere sincero ho preso a volo. Certo. Devo ringraziare il mio staff che mi ha supportato e sopportato. Devo ringraziare ovviamente i giocatori perché dal primo giorno hanno dimostrato che c'era quella voglia di fare qualcosa di importante. Quell'alchimia, sì. Io la chiamerei, no? Sì. Che ti ha permesso di fare qualcosa di gruppo. importante, sì. Devo essere sincero, siamo riusciti a formare un gruppo formidabile, dove le partite non le vincevamo solo dentro il campo, ma prima dentro lo spogliatoio. Complimenti Lillo. Lillo Bonfatto, allenatore del Canicattì. Si ripartirà da questo gruppo? Forse è un po' prematuro dirlo, però io credo che lo zoccolo duro diventa fondamentale anche per una ripartenza prossima in Serie D. Le esperienze del passato dicono che stravolgere tutto non porta mai a risultati certi, quindi sarà importante dare una continuità a quello che si è costruito, evitare stravolgimenti e quindi secondo me quello di ieri, la vittoria del campionato, deve essere un punto di partenza dal quale trovare le basi per affrontare un impegnativo campionato di Serie D. E credo che sicuramente si sono veramente buttate le basi. Ho visto che lei ha portato questa bella sciarpa. È commemorativa dell'evento o è in genere la sciarpa degli ultra di Canicattì? No, questa è la sciarpa commemorativa dell'evento Serie D, proprio dei ragazzi tifosi ultra, degli ultra sederacinari che praticamente ti convido che noi riceviamo dei messaggi personali che sono veramente emozionanti e che non si possono descrivere, però è proprio un tributo a favore di questi ragazzi che vi hanno seguito tutta la stagione, ma non in questa stagione. Ci sono ragazzi che seguono il Canicattì da 20 anni addirittura, e quindi per loro oggi arrivare a questo risultato è veramente un qualcosa di straordinario. Siamo contenti come società, sono contento come società anche io perché li ho vissuti negli anni, soprattutto per loro. Bene, sono contento. Allora in bocca al lupo per queste giornate di festa adesso che accompagneranno questa parte finale della stagione, ma credo che poi subito già al lavoro dietro una scrivania anche per iniziare questa nuova avventura in Serie D. Come giusto che sia, dobbiamo onorare al meglio le ultime partite nella massima sportività. Nella massima sportività, io dicevo stamattina, cercando di trovare anche gli stimoli, dobbiamo dimostrare che effettivamente siamo più forti di tutti. È il motto che abbiamo adottato per, diciamo, commemorare celebrare questa vittoria del campionato, quindi è uno stimolo in più. Chi avrà magari anche dei risultati personali da poter ottenere per diciamo, far completare il percorso della vittoria di squadra, quindi dobbiamo altre 4 partite da fare,
perché abbiamo pure la finale che si dovrebbe Certo. disputare tra le vincenti dei due gironi. E quindi per lasciare un bellissimo ricordo di questa stagione alla Canicattì sportiva. Grazie a Fausto Giacchetto, vicepresidente del Canicattì Calcio, che quest'anno ha coronato un grande sogno, il ritorno dopo 28 anni nel calcio che conta, in questo caso il passaggio in Serie D. Grazie ai nostri ospiti, noi ci fermiamo qui, vi diamo appuntamento con Penalty a martedì prossimo alle 21 come al solito sul canale 78 di Gold 78 HD e vi ricordo anche l'appuntamento del mercoledì e del giovedì sul canale 17 di Telerent 7 Gold, l'appuntamento con Penalty ore 13. Grazie a tutti e arrivederci.